Telespettatori di Gold 78, ancora una volta la buona serata vi giunge a tutti voi che state seguendo questa maratona sportiva in questa televisione che oggi si è dipinta soprattutto di calcio. Nella prima parte tra le 18 e le 20 con penalty sul calcio dilettantistico, una prima parte legata come al solito alla Palermo che sta disputando la sua ultima giornata in Serie A contro l'Empoli e adesso la fascia che va tra le 21, minuto più, minuto meno, sino alle 23, una fascia dedicata al calcio Catania, perché anche noi di penalty non ci vogliamo fare mancare nulla e allora abbiamo deciso di organizzare un talk per fare un po' il sunto di questa stagione agonistica 2016-2017, una stagione che come tutti ben sanno certamente non è stata proprio il massimo, nel senso che un po' tutti noi tifosi e non speravamo nel passaggio di categoria nella fatidica Serie B, un ritorno che abbiamo ventilato per molte settimane soprattutto nel periodo estivo, e invece poi come tutti ben sanno tutto è naufragato in quel di Castellammare di Stabia, perché purtroppo i play-off non ci sono stati favorevoli. Oggi apriremo un dibattito proprio per chiacchierare e parlare di quelli che possono essere un po' le ragioni della debacle da parte della squadra catanese e perché no parlare anche di possibili nuove figure, nuovi personaggi, nuovi allenatori, nuovi giocatori, nuovi dirigenti per la stagione prossima. Un parterre molto molto interessante che vado subito a presentare. Abbiamo il nostro Angelo Lainò che oggi abbiamo finalmente coinvolto nel calcio professionistico, perché generalmente è ospite gradito a penalty, che invece parla di calcio dilettantistico. Sì, vabbè, ma intanto grazie a te sempre per l'invito e per la tua gentilezza. Poi il Catania penso che un po' per tutti quanti noi ci appartiene. La passione e il cuore sono rosso-azzurri, non c'è dubbio. È vero, è vero, è vero. Insomma, con Angelo cercheremo anche di capire quali sono state le motivazioni di questa stagione, sicuramente no, del calcio Catania. E con lui, insomma, cercheremo di approfondire quelli che possono essere le prospettive, appunto, per il prossimo anno. Cercheremo di approfondire il discorso anche con Giuseppe Rapisarda, presidente del calcio femminile Catania, anche se lui ama definirsi soprattutto un dirigente. Buonasera Ettore, buonasera. grazie. Anche per te, insomma, parlare del Catania, insomma, ti mette un po' in difficoltà, soprattutto in questa stagione. Difficoltà no, mi amareggia per l'esito che hai anticipato, però come diceva Angelo Lainò è la nostra squadra, quindi lo seguiamo sempre con la prossima stagione sarà passione. molto molto importante. Ma ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. Sicuramente. Diversa sicuramente. E sempre qui alla mia sinistra un altro grande personaggio, amico di penalty, lo scorso anno insomma ha vissuto con noi la stagione di sala stampa di penalty su Video Mediterraneo e devo dire che lo ritrovo con tanto piacere. Max Licari di Pianeta Catania. Ciao Max, ben trovato. Ciao a te e buonasera a tutti. Ti seguo sempre nella tua bella trasmissione del mattino in radio e devo dire che come al solito sei anche un po' il termometro di noi comuni mortali non tifosi incalliti. È un termometro che quest'anno ha avuto la febbre parecchie volte, però sì, sostanzialmente è andata come è andata. Noi, come diceva giustamente anche Giuseppe, ci auguriamo che gli errori commessi quest'anno non siano ripetuti nella prossima stagione e che il Catania possa tornare dove merita, cioè almeno in Serie B. In 20 secondi mi puoi dire che prospettiva ha la prossima stagione, tutto l'ambiente? 20 secondi soltanto. 20 secondi perché poi dopo li approfondiremo. Ma guarda, al momento possiamo solamente dire che se effettivamente questo famoso piano di Finaria dovesse prendere forma, il Catania potrebbe avere le risorse per poter fare una buona stagione. In caso contrario ci sarebbero delle difficoltà. Insomma, dobbiamo essere speranzosi, ma nello stesso tempo siamo un po' dubbiosi. Ma è normale perché quest'anno diciamo che è andata molto molto male. Bene, ok, no, bene nel senso ci dispiace, bene nel senso che insomma il tuo sunto è stato assolutamente di qualità. Invece adesso andiamo a presentare Filippo Solarino, che è lo scrittore, insieme anche ad Alessandro Russo, di un libro che proprio racconta la storia del Catania, tutto il Catania minuto per minuto. Buonasera a tutti. Buonasera intanto, Filippo. Sì, sono coautore assieme ad Alessandro Russo, che è nipote di Angelo Massimino, sì. Ci sono anche Roberto Quartarone e Antonio Buemi.
un volume enciclopedico di cui l'ultima, la ristampa è uscita nel 2011. Grandissimo successo, tra l'altro. È stato un bel successo, sì, nonostante il prezzo di copertina non proprio light. Senti, diciamo. Filippo, ma questa sera ti abbiamo coinvolto soprattutto per il tuo ruolo di scrittore, però è anche vero che voglio sentire un po' anche il lato tifoso tuo. È stata una stagione molto travagliata. Sì, vabbè, diciamo che veniamo da più di una stagione travagliata. Forse quest'anno c'erano anche delle speranze riposte nel ritorno di Lomono, che ha fatto benissimo il suo passato a Catania, però è chiaro che io ho anche la sensazione che le risorse che lui ha avuto a disposizione per fare una buona squadra erano limitate, quindi come diceva prima Max Ligari, probabilmente dipenderà dal nuovo piano di Pinaria per vedere se quest'anno ci sarà una squadra più forte, fiducioso, più competitiva. Io sono in attesa. Bene, vedremo cosa succederà, perché anche i prossimi mesi saranno sicuramente importanti. Prossimo ospite, Emanuele Rizzo. Attenzione, perché Emanuele Rizzo ha ideato ed è stato anche il promotore di un'iniziativa che ha avuto un grandissimo successo, esplosa lo scorso anno, adesso praticamente diventa operativa tra qualche giorno, i famosi murales del calcio Catania, che raccontano la storia del calcio Catania, tutto questo intorno al mitico Stadio Massimino. Sì, buonasera a tutti. Ciao Emanuele. È stata un'iniziativa che è nata da me, ma non solo, anche da Filippo e dagli autori di tutto il Catania minuto per minuto. È un'iniziativa che aveva due scopi principalmente. Uno di natura urbanistica, cioè riqualificare le pareti L'abbellimento esterne. fa sempre bene. Esatto, e poi un altro di natura storico-sportiva, perché immortalare 50 tra i principali personaggi della storia del Catania dal 29 a oggi era sicuramente qualcosa che dava un senso anche all'identità rossa-azzurra. Tra l'altro noi lo scorso anno avevamo realizzato un video proprio che riassumeva i 40 nomi che sarebbero andati poi insomma dipinti. Adesso giustamente mi comunichi, ma questa è notizia già da parecchio tempo famosa, che non saranno più 40 ma saranno 50, no? Sì, no, allora c'è stato l'inserimento dopo successivo. Il sondaggio era per 40 voti, poi con il comune di Catania siamo riusciti anche a recuperare una porzione di muro, quindi abbiamo allargato a 50 volte e abbiamo inserito altri personaggi. Bene. Da tifoso com'è stata per te questa stagione? Molto pesante, molto difficile da... Amareggiato? Beh, più che amareggiato, sconfortato, perché comunque 4 stagioni in fondo alla classifica... Sono pesanti. Sono pesanti, anche perché veniamo da stagioni d'oro, per cui insomma cercare di dimenticare il bello per poi vivere un passato che non è certamente ottimale amareggia. Allora attenzione, perché io non vi voglio fare le domande e le risposte, io voglio fare un talk stasera, quindi non ci sovrapponiamo, però mi piace la chiacchiera aperta e continua. Voglio parlare un attimo con l'autore di un libro che racconta la storia del Catania, per renderci conto che comunque è da lì che parte il nuovo progetto, dal fatto di risanare una società per poi dopo, la prossima stagione, capire bene dove arrivare. Sì, io poi ho una sensazione che a mio avviso prima di parlare di eventuale nuovo progetto occorra arrivare almeno in Serie B. Noi abbiamo perso in realtà il vero problema del Catania nasce dalle 2 retrocessioni consecutive, sappiamo benissimo. Attenzione, la seconda però non è una retrocessione. D'accordo, non è una retrocessione sul campo, ma purtroppo ci ha comunque colpiti e ci ha fatto molto male, forse paradossalmente ancor più perché non fosse stata conseguita sul campo. È vero. Se noi vediamo la storia del calcio, vediamo che nel passato chi ha avuto 2 retrocessioni poi si è trovato sempre, non è poi risalito con semplicità immediatamente. Quindi ci sono chiaramente dei tempi che bisognerà aspettare a mio avviso per risalire. Questo potrebbe essere il primo anno, perché se davvero, come pare, abbiano fatto, non si capisce bene se abbattimento o dilazione dei debiti, perché io questo non ho capito, a volte la lingua italiana in questo non ci aiuta. Forse Giuseppe ci può aiutare, ecco. Con accanto anche Max Ligari, che lo vedo sempre molto battagliero su alcune sue definizioni che io personalmente per buona parte condivido. Giuseppe e Max, secondo me non è sbagliato quello che sta dicendo Filippo, perché effettivamente forse bisogna capire bene adesso, dopo aver azzerato il tutto, se è da lì che può partire il nuovo progetto del calcio Catania. Ma io sono d'accordo con Filippo, secondo me un vero progetto del Catania potrà partire a cominciare da un
il rapporto costi-benefici-profitti di una società di Lega Pro non si conciliano per niente con quelli che sono gli oneri del Catania, ivi compresi i debiti maturati a seguito di scelte strategiche che si sono rivelate più che sbagliate e disastrose. Se da ultimo bilancio ci troviamo oltre 15 milioni di euro e una società di Lega Pro non può mai attingere a profitti tali da caducare, da cancellare questo tipo di debito, la logica porta a pensare che si è proceduto proprio ad una dilazione nel caso del mutuo di Torre del Grifo, giustamente e logicamente addirittura ritengo alla sospensione per un'annualità delle rate di mutuo, in modo tale che la società anche per molte perché aziende, quelle rate di questo, mutuo sono state pensate per quanto dal credito sportivo con interessi che non si trovano per i comuni mortali evidentemente molto più bassi, però l'entità stessa delle rate sono e quindi correlativamente della struttura di Torre del Grifo sono pensate per una società o di Serie A o di una società forte di Serie B con ambizioni di andare in A. Progettato probabilmente non si pensava neanche insomma, per niente che il Catania avesse poi questa picchiata libera. Io credo che voglio dire, non la voglio fare complicata o parlare in avvocatese, poi alla fine Torre del Grifo diventa il grande strumento per aver evitato il fallimento, perché comunque sia è un patrimonio immobiliare iscritto in bilancio, però dall'altro è una struttura tale che con i costi pregiudica poi che tutto il essa, resto. che non è soltanto evidentemente le rate di mutuo, i costi, Certo, chiunque sia stato il a Torre del Grifo mantenimento di si fa tutto. un'idea dei costi di questa splendida struttura, non sono per nulla compatibili con una società che sta in Lega Pro. È chiaro che io acquirente, quando mi approccio a te Catania Calcio per provare adesso, così stando le cose, ad acquistare il Catania, evidentemente siamo fuori mercato. Quando io dico, ma lo dico senza polemica, il Catania non è acquistabile, è perché evidentemente il Catania come struttura societaria continua ad essere pensato per la Serie A. Bene, ma Quindi questo è positivo, voglio dire, vuol dire che c'è una Ettore, prospettiva completo. di Tu mi dici potenziale sono battagliero, ritorno, io non voglio essere polemico ma realista. No, il problema è che se non esce da questa palude fatta con tutto il rispetto di Melfi e altre realtà, non uso quelle, dico di altre realtà che quando viene il Catania si fanno la partita della vita, e che quindi se si pensa solo di dire che i giocatori del Catania poi hanno paura di non so che cosa, e allora non ne veniamo più a capo. Le partite strane quest'anno sono state ma non moltissime. strane, abbiamo perso perché in Serie C se non corri e gli altri hanno gamba, cioè se ti chiami Catania, me lo diceva un dirigente del Monopoli dopo che ci ha battuto 3-0, mi ha chiamato per consolarci. Il dirigente del Melfi te l'ha detto come l'ha vinta la partita? Non li conosco i dirigenti del Melfi. No, perché già abbiamo attirato le ire quando abbiamo parlato del Melfi. Parliamo per esempio della sconfitta 3-0, se la memoria Max, no? 3-0 abbiamo perso a Melfi. Sì. A Monopoli. Monopoli. Un dirigente del Monopoli mi diceva, ma non è che scendete, vi chiamate Catania e vi diciamo accomodatevi, poi giochiamo 11 contro 11. E allora, per completare il mio ragionamento, sì, anche perché voglio sentire quello Max, infatti l'avevo sfruculiato. Quello che diceva Filippo Solarino, si potrà parlare di un nuovo progetto a partire dalla Serie B, ma in Serie B bisogna ci devi arrivarci. ci devi esatto, arrivare. Ettore, e paradossalmente è più facile, qui sono io che voglio dire ti rubo per un attimo il mestiere che fai in maniera eccezionale. Secondo me io ho l'impressione che sia molto paradossalmente più semplice salvarsi in Serie A che andare a vincere un campionato di Lega Pro. Ma su questo io ho questa impressione. lo sappiamo, infatti non Max c'è dubbio. lo dice sempre in radio nel suo programma, cioè paradossalmente è più difficile vincere un campionato di Serie C che mantenere una categoria importante come quella di Serie A, e lo ha dimostrato appunto in queste ultime 2 stagioni il Catania, a prescindere dai punti di penalizzazione. Max? Sì, è nettamente più difficile perché il campionato di Serie C lo dimostrano il Foggia, il Lecce e altre realtà che comunque avevano e hanno una storia diciamo di un certo tipo, non paragonabile a quella del Catania, ma comunque una buona storia anche in massima serie. Hanno avuto delle difficoltà molto, molto importanti. Il Lecce è da anni che cerca di ritornare in Serie A. Il Foggia da quasi 20 anni, quindi infatti. Il discorso è molto ampio. È chiaro che se tu in Serie C, se tu hai le risorse, sia dal punto di vista delle competenze, delle conoscenze, sia ovviamente dal punto di vista economico,
riesci a venirtene fuori, perché per esempio alcune squadre importanti come il Genoa, per fare un nome, sono venute su subito dopo la retrocessione. Questo vale anche dalla Serie A alla Serie B. Sì. Attenzione. Quindi è chiaro che quest'anno il Catania abbia avuto quest'anno e anche l'anno scorso abbia avuto delle problematiche molto grosse. Lo Monaco sta facendo sicuramente un ottimo lavoro dal punto di vista amministrativo. Mi aspettavo sinceramente qualcosa di più dal punto di vista tecnico. Però attenzione Max, perché lui Sì. dice sempre quest'anno mi sto impegnando Sì. molto su Sì, sì. questa cosa, che è considerevole. No, Diamo assolutamente. atto anche No, di questo diamo- impegno specifico. Ma lo diamo, ne diamo atto quasi ogni mattina in radio. Sì, Cioè, è però vero. il problema di fondo è che il tifoso non è che va a prendere atto, il tifoso vuole vedere la propria squadra vincere, perché il calcio è quello, la bellezza del calcio è quella. Quindi è chiaro che quest'anno ci si aspettava di più dal punto di vista tecnico, cioè le scelte sono state purtroppo sbagliate, a cominciare dall'allenatore, perché Angelo Lainò giustamente diceva, poi a un certo punto è stato esonerato Rigoli e la storia ha detto che si sia dimostrata una scelta sbagliata. poi alla fine Però la un scelta errore. errata è stata a monte, cioè non doveva essere ingaggiato Rigoli, ma non perché Rigoli non sia un buon allenatore, perché Rigoli è un buon allenatore, oltretutto è un amico, lo conosciamo tutti, Assolutamente, è una persona grande amico splendida, anche di penalty, ma è vero. perché non era il profilo adatto storicamente, cioè in questo momento, per il Catania. Cioè in Perché- quel momento era ma come non lo è... Sì. poco chiaro anche No, il ma suo come ruolo. non lo era Pancaro, come non lo era lo stesso Moriero, cioè questi allenatori, diciamo, fra virgolette emergenti, in un momento molto grave, in cui c'è una scollatura fra la tifoseria molto importante con la squadra, non hanno il carisma necessario, al di là della valenza tecnica, non hanno il carisma necessario per poter gestire No, determinate spiegami situazioni. bene Max, perché allora quindi tu mi stai dicendo Sì. che se ci fosse stato un allenatore con più personalità sarebbe riuscito a mantenere altissimo il livello tecnico della squadra a prescindere dai problemi della società? Io sono convinto che con un altro allenatore sicuramente la squadra avrebbe raggiunto il quarto, quinto posto e avrebbe fatto un campionato diverso e dei playoff diversi, fermo restando che ritengo la squadra non all'altezza delle migliori, quindi sicuramente non sarebbe andata in Serie B. Scusa, ma lo pensavi dall'inizio, lo pensavi questo? pensava? Esattamente da un mese prima, cioè quando è stato Rigoli. Cioè, da quel momento in no, poi. dico sui giocatori che la società ha scelto per questo campionato, io non credo che c'era tanto scetticismo su questi giocatori, che poi molti giocatori, diciamo tra virgolette, No, hanno hanno deluso, fallito, sì. non c'è dubbio. No, sono d'accordo. Quello- Tra l'altro Diciamo che hanno all'inizio deluso si aspettava quelli- di più da parte dei giocatori, su quello non ci soprattutto sono hanno deluso quelli su cui Tutti- poi tutti- avevamo Ma non è che io me la puntato. voglia prendere con l'allenatore, No, no, attenzione, no, perché io, dico- il mio è un discorso sulla scelta, poi è chiaro che una volta fatta la scelta, quando è stato, diciamo, esonerato, la storia ha detto che purtroppo non è andata bene. È vero, è vero. Voglio dire, sono d'accordo con Angelo, nel senso, la squadra era stata fatta con... poi hanno deluso i giocatori, però Max, il punto è che negli ultimi 3-4 anni noi abbiamo avuto, uso un gergo a te familiare, 180 giocatori e 12 allenatori e non caviamo un ragno dal buco. E allora io comincerei a pensare che qualcosa non funziona a monte. Cioè il Catania, Ettore, noi se vogliamo parlare degli effetti, poi alla fine saremmo tutti d'accordo, la squadra, sono d'accordo con Angelo, aveva delle aspettative, poi magari non era fra le prime tre, però sicuramente non undicesima. ma non a lottare in Chiaramente, questa esattamente. Ma il punto è che il Catania, anche in Serie B, quando retrocesse dalla A alla B, aveva una squadra che aveva una sua caratura, non una squadra che poi si sarebbe salvata almeno sul campo all'ultima Sì, giornata sì. con lo 0-0 di Carpi. E allora per me il problema è a monte, bisogna aprire, allora questa società, bene, è strutturata per la Serie A, hanno tutti i diritti di rimanere così perché sennò insomma è in gioco la vita stessa della società. Io sono il primo a dare alcuni meriti essenziali e determinanti al direttore generale, ma il Catania deve capire che in questi 4 anni la piazza, i tifosi sono cambiati, ci sono altri interlocutori, ci sono altri referenti e bisogna aprire la comunicazione. Cioè Catania, ma vedi Ettore, cambi tu, cambio io nella vita, poi cambia Max Licari, Ma cioè cambiamo tutti, è il Catania normale. ha delle chiavi di lettura di Catania, il Catania Calcio ha delle chiavi di lettura di Catania e vengono date delle chiavi di lettura totalmente errate.
quello che diceva Max, la frattura, Max, Cioè, della serie l'opinione pubblica non è con la è squadra una- nel momento che la squadra perde 2-0 in casa col Melfi o perde 3-0 a Monopoli. Ma poi comunque la gente ci torna allo stadio se la squadra fa perché Basta vedere basta quello col che c'era Catanzaro no, col quando Matera. vince Matera, o col Matera a 2000 febbraio milioni, c'erano 12.000 persone, forse anche di più, allora quindi e voglio anche la dire, curva era piena. Il problema dello scollamento riguarda da una parte un pezzo importante e assolutamente essenziale per la vita del Catania, che è un pezzo importante della tifoseria, Della curva soprattutto. della certo. curva, e riguarda la proprietà e il modo di rapportarsi della società con Catania città. Attenzione, Perché ma dico non- completo, ma- te la lancio come provocazione, per Sì. mia esperienza curando altri sport, non il calcio su un'altra radio, io mi sono accorto della grande disponibilità del termometro di molti dirigenti sportivi catanesi, Sì. impiegati in altre realtà sportive, a vivere le nostre realtà quotidiane. E il Catania è l'assente, il coinvitato di pietra dei nostri discorsi. Non c'è mai. Perché loro ritengono di non parlare, perché loro stanno lavorando per noi, sanno tutto loro, Allora, qui- stanno facendo qui il nostro subentra bene e sono la 4 qui anni subentra la che la fiducia. portiamo a mala Mi fido o non compassa. mi Scusa, fido? vorrei solamente Ma non era fare... in No, io contraddizione, vorrei Max. fare una considerazione perché ritengo molto interessante quello che dice Giuseppe. È molto attento. Poi lasciamo la parola. Sì, anche perché a tra poco Emanuele. devo ricollegarmi con Palermo perché è finito secondo il me primo tempo bisogna della fare, squadra con fare l'Empoli. un po' di chiarezza in questo senso. Io sono d'accordo con Giuseppe quando dice che il Catania da questo punto di vista un passo avanti lo deve fare. Infatti io ripeto ogni giorno in radio che sia necessario, almeno per quanto riguarda la categoria che Sì. io non rappresento, ma ne facciamo parte Certo. noi, cioè sia necessario assolutamente un incontro diciamo preventivo quest'anno, quello che non è stato fatto l'anno scorso. Ma l'anno scorso si è arrivati in un momento in cui si vabbè, doveva chiaro. resettare con tutto. Pietro Lo Monaco, in modo da cominciare la prossima stagione in maniera diversa rispetto a quello, chiarendo anche Ma credo che ci sia situazioni un'apertura, pregresse, Credo che ci sia chiarendo anche una situazioni piccola apertura. pregresse, cercando di venirci un po' incontro. Poi l'altro discorso è il discorso proprietà. Lì bisogna essere concreti. Chiari più che concreti. la proprietà Chiari. non cambierà. Non cambierà. E allora, se non cambia- No, per vari motivi. No? Allora a questo punto concretamente che cosa si può fare? Noi abbiamo suggerito, così l'ha suggerito anche per esempio il giornale diciamo di Catania, la Sicilia, a Nino Pulvirenti, dato che rimarrà proprietario del Catania Sì. e non cambierà, Sì. di cominciare a spiegarci e non solo a giustificarci, più che altro a giustificarsi, a spiegarci cosa vorrà fare nel futuro, ma in prima persona, non attraverso le parole di Pietro Lo Monaco. Senza Questo- monologhi. diciamo che il ruolo Senza monologhi. di, diciamo che il ruolo di perché- Pulvirenti No, non è atteso. probabilmente No, Max. adesso potrà venire fuori perché tolta diciamo la sua squalifica tra virgolette, Sì, assolutamente. probabilmente avrà sicuramente credo Ti posso, perdonami. Ti do Scusami, solo 10 secondi perché tra poco devo andare la domanda, la in diretta unica con Palermo. domanda alla proprietà. Se non fosse stato fermato il 23 giugno, aveva confermato Cosentino e il Catania era già in stato di decozione. Lui dov'era? Ma sai tutto tu. Ma l'ha confermato Cosentino, non so io, è la cronaca, io Vabbè, non so è la nulla. cronaca. Allora, meno male È che è un successo dato di quello che è fatto. successo, Ho voglio capito, dire. e come è stato fermato, è inutile ripeterlo, che sono una Io trasmissione ritengo che sia sportiva. proprio importante anche il futuro, perché in realtà... Però se ce lo spiega... Tra poco ci collegheremo con Palermo, ne approfitto per parlare dei murales allora, per poi dopo successivamente riagganciarci a tutto questo. Volevo agganciarmi un attimo a quello Sì, che dicevano dimmi. Giuseppe e Max, perché tutto quello che dicevano riguarda secondo me anche la dimensione che ha ancora il Catania. Il Catania ha una dimensione da squadra anche con vocazione internazionale, e c'è una nota, un aspetto che è simbolico e anche paradossale. Noi stiamo piangendo in questo momento per una situazione che si è creata a Lisbona. Il caso Rinaudo Sì. si è scatenato nel maggio del 2014 nell'albergo dell'Atletico Madrid, perché in quel giorno si disputava Real Madrid-Atletico Madrid e Pulvirenti e Cosentino vollero andare quel giorno stesso a Lisbona per discutere l'acquisto definitivo di Sì. Rinaudo, proprio per dare una visione, una dimensione internazionale al Catania. Secondo me siamo ancora in una dimensione in cui piangiamo le conseguenze di un'organizzazione, una struttura societaria che aveva una vocazione internazionale, quando ancora
dobbiamo ambientarci alla Lega Pro e a un campionato che è molto più complicato, come diceva. Credo che Emanuele abbia detto delle cose molto sensate, perché anche questo ingarbugliamento con lo Sporting Lisbona... Però voglio dire, è la dimensione, questa società e questa l'avevo ottenuta perché tutti quegli anni in Serie A vissuti in maniera ottimale. Quasi da protagonista in alcuni momenti. Il presidente Pulvirenti faceva parte dell'organo della Lega, quindi voglio dire una certa dimensione, un centro sportivo che è veramente all'avanguardia una in cosa Europa. meravigliosa. Quindi dico c'era, poi purtroppo è successo un po' questo cambiamento, perché E poi dopo, ancora a distanza di Lo Monaco, anni, non io dimentichiamo che venne non ho mai capito Gasparin, bene la cosa, come andò, Gasparin, che non dimentichiamo che con Gasparin, dopo gli anni di Lo Monaco, il Catania ha ottenuto il miglior Sì, piazzamento è vero, in è Serie vero, A, è vero. e quell'anno ci siamo non divertiti di più. Era con Montella, perché- mi pare. No, con Maran, con Maran. Maran. Sì, Maran. vabbè, anche con Ma no, Maran, ma voglio devo dire, dire, è stata una stagione di grande siamo soddisfazione. arrivati che credo, ma questa è una mia opinione personalissima, il Catania ancora non era pronto per affrontare un campionato, una Coppa Europea, perché probabilmente se ci fossero state determinate condizioni il Catania quell'anno poteva ambire anche a questo. Quindi voglio dire, poi ora la dimensione c'è, certo, ripiombare in queste categorie, Insabbiarsi in queste categorie. Lo so, è un problema, è un problema. È vero. Situazioni pendenti con una vocazione totalmente diversa. Certo, assolutamente. Tra qualche minuto ci ricollegheremo con Palermo. Volevo, prima di parlare appunto ulteriormente di questo progetto per la prossima stagione del Calcio Catania, ritornare al discorso dei murales, perché credo che possa essere un ulteriore spunto proprio per riavvicinare anche i tifosi a questa squadra, anche alla storia, no? Giustamente anche il libro è servito tanto, le ristampe, però i murales arriveranno ancora di più, secondo me, al cuore dei tifosi. Non so se sei d'accordo. Sì, no, l'obiettivo era proprio questo, cioè quello di dare un senso anche alla domenica allo stadio. Perché si va allo stadio? Perché non solo a sostenere i colori rossoazzurri, ma anche a sentirsi parte di una comunità. E ci si sente parte di una comunità principalmente con la storia. Ecco, noi viviamo in una piazza che spesso dimentica anche le proprie origini, addirittura gran parte dei tifosi non sa che il Calcio Catania è nato nel 29, è stato rifondato nel 46, ma la data di inizio è la data a cui fanno riferimento anche tutte le statistiche, è proprio il 29. Noi abbiamo voluto proprio partire dal 29 per ricordare a tappe, questi 50 personaggi sono dei punti di riferimento di questa storia rossazzurra, tutto quello che abbiamo vissuto e tutto quello che attorno a questa squadra ruota da tanto tempo. E ti quasi un posso secolo. dire una cosa così? Sì, mi vuoi dire una cosa? Che beh, per sapere. molti di questi ex calciatori Storici giocatori. storici che saranno rappresentati sui murales Sì. sono, ma non orgogliosi, ma di più. Sì, è perché, vero, è vero. Perché ce ne sono parecchi che io ancora, dopo tanti anni, sento Certo. periodicamente. Un sorrentino mi ha detto, per me è una... Certo, una- certo. No, lasciamo usare poi la Io ho parlato bandiera... con Ciceri, Vabbè, era lasciamo usare la contentissimo. bandiera morra, perché Damiano è catanese, È quindi vero. voglio dire, là siamo... Anche se Claudio, devo essere sincero, secondo me Gigi Chiavari. qualche altro personaggio andava messo, però i posti sono 50. Max, secondo te questo progetto dei murales, finché, quando verrà realizzato, potrà veramente diventare ancora una volta un veicolo per amare sempre di più questa maglia, seppur da qualche anno bistrattata e anche in un certo senso in sofferenza continua? Ma guarda, noi abbiamo ospitato fino a qualche giorno fa lo stesso Emanuele in radio e ne abbiamo parlato parecchie volte. È una iniziativa secondo me eccezionale, molto molto importante per la città di Catania,
e il fatto stesso che Emanuele con Filippo e gli altri che hanno gestito questa vicenda siano riusciti a dialogare con il comune di Catania e a realizzare l'impresa, per me è un qualcosa di eccezionale. Secondo me è un miracolo. È uno dei più grossi miracoli dalla moltiplicazione dei pani, diciamo, è un miracolo. quindi già questa è una cosa molto importante. Quindi io sono convinto che servirà molto. Mi auguro che nel prossimo futuro, ecco, questo lo dico, ma non è una polemica, Sì. è così per cercare di sviluppare un discorso che possa andare anche nel futuro, recuperando qualche altra superficie allo stadio, possano essere inseriti alcuni personaggi che magari nella votazione popolare Sono stati, tra virgolette, in un po' quel momento, dimenticati. e io mi riferisco, e lo dico con molta qualche serietà, nome? anche perché diciamo la mia storia personale è assolutamente adamantina in questo senso, perché abbiamo avuto diversi scontri con il personaggio che sto per menzionare. Io penso che questo personaggio abbia fatto molto per Catania e debba esserci. Mi riferisco a Pietro Lo Monaco. Pietro Lo Monaco, io anche devo essere sincero, Lui se se sentirà si stupirà di quello che sto dicendo, perché abbiamo avuto parecchi scontri in futuro, però una cosa è il rapporto personale, Certo. una cosa è diciamo l'oggettività. dare a Cesare quel che è di E io Cesare. penso che lui nel momento della votazione fosse non in auge, adesso invece potrebbe avere qualche... Allora, adesso abbiamo pronto il collegamento con Palermo, così capiamo bene come è andato questo primo tempo tra Palermo ed Empoli. A te Palermo! Leggendario, avvolgente, sincero, spina amara. Azienda agricola Giusafra, Belpasso, Catania. Infoline 339 1363 261 www.bustarelasicilia.com. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Penalty Awards 2017. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Potrete rivedere l'intera manifestazione domenica 18 giugno 2017 alle ore 19 sul canale 78 del digitale terrestre di Gold 78. Presenta Ettore Tortorici. Per l'Inter di Mourinho è arrivato il momento di abbandonare ogni calcolo e spingere sull'acceleratore dallo stadio Angelo Massimino di Catania. Una buona serata da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Catania-Inter è l'anticipo della 28esima giornata. Lancio per Eto'o, la posizione regolare in area di rigore. Eto'o, il pallone per Milito. Rete, l'Inter in vantaggio. Milito. Inserimento centrale di Izco, accelera Izco, può allargare a destra. Arriva Alvarez, chiude Zanetti, il cross di Alvarez, Lopez, rete, Maxi Lopez, il palla del Catania. Parte Mascara, il cucchiaio a rete, Mascara. Attenzione, a vuota Lucio sul pallone Martinez. Vediamo se a fondo va verso la bandiera a calcio d'angolo. Affonda Martinez, affonda bene Martinez, rete, un gol capolavoro. È impazzito il Cipali, 3-1 per il Catania. Game over alla Massimino e il trionfo della Catania. Un'impresa storica, il Catania batte 3-1 l'Inter.
Beh, poteva anche non far venire alla mente tanti ricordi, però i ricordi sono arrivati con questa clip. Sì. Chi era l'allenatore dell'Inter? Era Mourinho, era il grande Mu. Si mangiò i cannoli, vero? Ora mi ricordo, vero? Vabbè, vero. dai, non facciamo... no. Era squalificato. Era squalificato. No, ha rifiutato cannoli e arancini, non li ha voluti. Ma quanto siete cattivi? Sono passati tanti anni eppure c'è sempre questa battuta nei confronti di Mourinho. Io Mourinho proprio non l'ho mai Vabbè, digerito, però mai. è anche vero che con lui hanno parlato i numeri all'Inter, sto parlando. Poi far vedere queste immagini proprio oggi è proprio infatti. Ma farsi del all'Inter male con a quali 11 anni giocatori, da là. Ettore? Vabbè, con giocatori che adesso gran Ma parte tutti ci gli sono... altri anni cosa ha vinto Mourinho? Vabbè. Stanno vincendo questa Coppa UEFA perché Dio gli ha fatto capitare Stiamo parlando del Catania, non stiamo parlando di Mourinho. Parliamo No, del io ho voluto Catania. mettere questo ricordo perché credo che ancora una volta queste emozioni possono suscitare in noi un ulteriore amore verso questa maglia. Sicuro. Lo so che è sempre molto difficile dopo queste stagioni, però il vero tifoso, il vero catanese in questo caso ama la maglia a prescindere. Ma non c'è dubbio. E su questo un po' tutti siamo d'accordo. Ma nella maniera giusto? più assoluta. Perfetto, no, perché poi c'è giustamente il nostro amico che ha scritto un libro, quindi se non amava il Catania non avrebbe mai potuto scrivere un libro che ne raccontasse la storia. Io credo che la passione di tutti sia fuori discussione, assolutamente. C'è un senso identitario che comunque ci lega al Catania, ora al di là dei disastri degli ultimi anni, no? Per cui questo è un amore che comunque è inscindibile. Devo dire che poi l'opera del murale di cui parlavamo prima, di cui comunque anch'io ho collaborato come comitato Ghisa Kertes, servirà assolutamente per le generazioni future a rafforzare questo spirito identitario. Bene, allora l'identità non la dobbiamo mai perdere. Assolutamente. L'identità del catanese con una sua bella maglia rosso-azzurra non deve essere mai smarrita. E a tal proposito, per parlare ancora di Murales, perché tra poco vedremo il video che è stato realizzato a suo tempo dalla redazione di Penalty, vogliamo raccontare adesso l'iter che sta seguendo tutta l'iniziativa, poi vedremo il video e poi congederemo anche la presenza del nostro Emanuele. L'iter a che punto è? Allora, l'iter è giunto alla fase operativa, conclusiva, perché teoricamente tra domani e mercoledì si dovrebbe iniziare davvero, perché lunedì alla conferenza stampa Andrea Marusic, che è l'artista vincitore, ha firmato un contratto e in base al contratto deve iniziare entro 10 giorni, quindi mercoledì. Ma i muri sono già pronti? I muri sono già pronti. Prepararli, penso, no? È tutto pronto. Le pareti sono già pronte, già ripulite e verniciate dalla Multiservizi, poi lentamente faranno anche le altre, comunque ci vogliono 3 mesi di lavoro. Diciamo che per la nuova prossima stagione dovrebbe essere tutto pronto. Sicuramente sì, e poi noi abbiamo anche un obiettivo, perché non pensavamo che ci volessero quasi 2 anni per fare questo progetto, però in fondo l'inaugurazione cadrà vicino a un evento storico, perché ci saranno gli 80 anni dall'inaugurazione dello Stadio Cinema. Ah, bene, bene, quindi si fa diciamo a novembre, festa tutti insieme. Sì, a novembre si festeggeranno gli 80 anni e tra l'altro il murale è realizzato nel settore storico dello stadio, che è la Tribuna B. Certo. Allora a questo punto guardiamoci questo bel murales che sarà dipinto con le immagini dei giocatori più importanti della storia del calcio Catania. Bella Catania, Catania di notte, io sento caucori ma batti più forti, lasciati in dei chiazzi e in dei cuttigli. Catania fa mazzi, annache sofigli, poi l'alba d'argento s'ammisca a comare. Catania gli agenti che si usca upania, ma quando s'arroba e si isola in mano, Catania si incazza e diventa vulcano. Catania è una pupa, capitri castani, labbra carnosi e l'occhi ruffiani, e quando mi sapi lontano tu giorno, caso voci d'angelo mi dici torna. Catania umiliata, trattata che bere, s'acciucca e si pettina per forasteri, e quando c'incontra tu ziti felici, Catania romantica libini ricci. Musica, c'è musica, Catania balla,
resto cauca per tagliarla. Che bello petto, che formi, Catania che non dormi. Musica, che musica, Catania suona, e sento mezzo qualche uno stona. Fa una battuta scherzosa, Catania spiritosa. Che bella Catania, Catania di notte, quattracca cu vivi e cu fa cose storte. Catania poeti, fenomeni e geni, gelosa picchi per noi altri ci tieni. Catania cosole magari in domenno, Catania figliozza do pace eterno. Si porta a braccetto l'amico Lioccio, fra odori di chiumo, di zagara e ciccio. Musica, c'è musica, Catania canta, tutte cosa sta passando a santa. Fatta Catania che lei sta con l'abito da festa. Musica, che musica, Catania ardita, lo stadio soffre e vince la sua partita. Stanca ci bruciano l'occhi, Sabini canta e scogli. La storia del calcio Catania, rappresentato in questo caso da 40 volti, ma saranno 50 quelli che vedremo sui muri del stadio Angelo Massimino. Allora io volevo congedare anche Emanuele Rizzo dicendogli che è stata veramente una bella idea. Insieme ai tuoi collaboratori avete veramente dato ancora lustro a questa bella realtà, di questa bella maglia catanese. Grazie mille, io ne approfitto anche per ringraziare tanti altri che come me hanno partecipato, Piero Armenio, Sergio Capizzi, i già citati autori del libro Tutto il Catania minuto per minuto, anche Salvo Giglio, Toni Quartaroni, insomma siamo tanti, il merito è di tutti e ci tengo a condividerlo anche con loro. Bene, grazie, è stata veramente una Grazie bellissima iniziativa, non vediamo l'ora di vederla completa e poi tutti insieme festeggiare appunto in questo caso gli 80 anni, ma soprattutto festeggiare questa bella maglia indossata da campioni straordinari che sono stati nel corso degli anni nella storia del calcio Catania. Grazie A voi, buona serata. Emanuele Rizzo. Allora, vi vedo tranquilli, troppo tranquilli, io pensavo che ci fosse stata più battaglia, invece vi vedo tranquilli e rilassati. Allora ho bisogno di voi per animare ancora di più. Ho visto due fenomeni. Sì? Che nella clip? Tu che non sei molto ragazzino, dovresti ricordare. No, ma è la verità, non so. Dovresti ricordare. No, ma è la verità. Uno striscione in tribuna B. Sì? Con Ciceri e Spagnolo, Catania e B in un volo. Allora, mi ricordo di quello striscione. E quello perché striscione, io andavo in tribuna B da piccolo. E quello striscione era non fatto da me soltanto, ma eravamo 100 di quei tifosi che abbiamo fatto tutte le trasferte, tutte in quell'anno, tutte le trasferte del Catania. Guarda, tu hai toccato Ed un eravamo punto... ogni volta 1000-1500 persone. Hai toccato un punto fondamentale. Quindi a me viene la pelle d'oro quando io rivedo queste cose. Bravo. No, dicevo, il magone e la pelle d'oro. Perché poi tu hai toccato soprattutto un periodo storico del Catania che era in Serie C, che poi salì in Serie B, l'anno in cui c'era Spagnolo, c'era Ciceri, c'era Mora, la Brocca, mi ricordo. Ed era un periodo in cui effettivamente l'amore per la maglia era pazzesco, però è anche vero che comunque eravamo in Serie C, soffrivamo la Serie C perché salivano tutti tranne il Catania. Sì, vabbè, però ti voglio dire una cosa, ti ricordo quando eravamo in Serie C stavamo un anno, massimo 2, poi risalivamo. Poi è anche vero che purtroppo ritornavamo giù, però soddisfazioni con la buonanima del Cavaliere ce ne siamo prese tantissime. Immagino. Serie A, Serie B, Serie C, tutto cose. Allora, tu hai detto massimo entro 2 anni si saliva in Serie B. Allora cosa vuol dire questo? Che anche la prossima stagione potrebbe essere una volta buona. Quindi ottimismo. Ma io ci credo, guarda, io non è che io dico che Lomonaco... Sono loro due che non sono tanto ottimisti, io ho questa sensazione. Io col signor Lomonaco non ho nessun tipo di rapporto. No, non è che posso dire che io dico che è un amico mio, perché non lo è assolutamente. Forse è amico di Giuseppe Giuffrida. Non lo so, Giuseppe Rapisati. Voglio dire, il nostro regista non c'entra niente. Quindi, non lo però sempre, sono sicuro che lui è un tipo molto ambizioso, molto di carattere. Credo che farà di tutto quest'anno
per riportare il Catania in Serie B. Angelo, Allora. sai cosa c'è? Cosa c'è? No, perché è importante. Quello che ha detto poco fa Max Licari, io lo condivido. Allora, premesso, ritengo lo Monaco il miglior dirigente sportivo che Catania ha avuto negli ultimi 30 anni, perché i risultati parlano per lui. Su quello, voglio dire, sono numeri, possiamo, sono d'accordo con voi. Poi può essere... Gasparin, l'unico anno che è stato a Catania... Ma fu... Evidentemente utilizzò quelle che erano vabbè, quello ma che ci ha aveva messo trovato. anche del suo, Certo, voglio dire, però no. Gasparin trovò una situazione florida, Certo, non il certo, disastro ma non che c'è ha trovato dubbio, lo non c'è Monaco. dubbio. Allora, il punto, premetto questo, che io lo ritengo per i risultati ottenuti il miglior Ma non dirigente c'è che abbiamo dubbio. mai avuto a Catania. Il Cavaliere era il proprietario, io parlo di dirigente sportivo. Sì, sì. Il punto è che lo Monaco, al netto delle amicizie o meno, quelli sono fattori personali di ciascuno di noi, non è stato messo in condizione da Finaria di fare il suo lavoro. Quindi il mio problema non è stato messo, però ho detto questi Ettore, sono i nei miei quest'anno interventi, fate così. Quest'anno fate no, così. nei miei interventi io scindo sempre quelle che sono le responsabilità della società, che ha un margine di autonomia di un'azione e quindi un margine di responsabilità suo. La società è Pietro Lo Monaco, dalla proprietà. Se la proprietà gli fa perdere tempo facendo i viaggi a Lisbona oggi, poi c'è stato il problema Castro all'inizio dell'anno scorso, quindi tu fai una squadra e ti comincia con -6, -7 e chi fa, e voi che Angelo Lenò lo sa, che conosce il calcio da molti più anni di me, il problema non è solo i -7, il fardello psicologico che tu ti porti e che non poi di poco incide conto, per due. E allora il punto è, o questo signore lo mettiamo nelle condizioni, al di là delle asperità caratteriali, ma lo mettiamo, perché è un uomo capace, lo mettiamo nelle condizioni di fare il suo lavoro. Ma se lui deve fare il contabile, il commercialista, deve parlare alla gente, deve gestire lo spogliatoio, ha ereditato una situazione pessimo disastrosa. ragazzo. Ma diciamo che è anche nel suo carattere questo. Sì, ed è sbagliato. Ma no? meglio così. Vabbè, per carità. No, voglio dire, La ma io situazione dico- che è stata riscontrata al suo arrivo e sotto gli occhi di Ma tutti, per questo io con credo- contratti pazzeschi a Certo, Calil e ma non compagnia c'è dubbio. bella, voglio Ma dire. per questo io dico che quest'anno la proprietà magari avranno fatto un determinato discorso. D'altronde a un tifoso del Catania non puoi dire rimaniamo in Serie C perché dobbiamo, se ci capitava l'occasione potevamo tentare anche di andare in B. Vabbè. Però prima credo che il primo obiettivo di Lo Monaco quest'anno era quello di riportare questa passività entro certi limiti, e man mano lo vedremo man nei mano- bilanci. Però, vedremo. Però perché- voglio dire, perché adesso alla fine, dico per mia Voglio dire, poi mentalità, ha recuperato un bel po'. ma lo vedremo questo, no, io me lo auguro. Attenzione, perché mi sento molto Maurizio Costanzo in questo Sì, momento. lo vedo, alle è vostre inquietante, no? Cioè, quindi parlo. Voglio per carità. Occhio con Maurizio Costanzo. Voglio per se- carità. voglio- No, allora, voglio Ettore, sentire anche alla Max, fine i debiti, lo dico perché io Sì. non sono giornalista, faccio altro di mestiere nella Sì. vita. I debiti, cacci i soldi, Sì. se no le chiacchiere stanno a zero. Quindi o Finaria caccia i soldi perché 15 milioni di euro di debiti in Serie C, o tu ripiani con un aumento di capitale sociale, Sì. oppure le chiacchiere staranno sempre a zero, non ne veniamo a capo, oppure alla botta di fortuna che andiamo in B e quindi entrano i proventi che Certo. sono assolutamente diversi. Non c'è Ma dubbio, se certo. noi siamo in C, possiamo fare, e lo dico, non voglio farmi pubblicità, per il lavoro che faccio, possiamo fare tutti i discorsi di questo mondo, i giornalisti fanno i loro, i dirigenti sportivi fanno i loro, io faccio il mio. O tu cacci i soldi o noi parleremo sempre delle stesse cose e lui disperderà le Ma proprie noi energie. chi, scusa, dovrebbe... Chi Chi deve cacciare i soldi? La proprietà. Benissimo, Mica io, allora non ce l'ho soldi. metteremo alla prova Non lo so, poi. la società. Max, Poi mi occupo di un'altra società, quindi va mettiamo bene. alla prova la società. Capiamo bene se effettivamente sarà questo il percorso per risollevarsi e quindi pensare di andare in Serie B la prossima stagione. Oppure non dobbiamo pensare ciò. No, ma lo abbiamo ripetuto forse fino alla nausea, no? È chiaro che la situazione è, diciamo, risaputa. Tutti conosciamo quale sia, diciamo, il percorso che si sta facendo in questo momento, quindi noi attendiamo, come diceva anche Giuseppe, che Finaria dia la sua risposta definitiva. Se ne è parlato tantissimo in questi ultimi mesi, noi attendiamo che ci sia presentato questo
questo piano che poi dovrebbe portare le risorse per poter vincere il campionato in Serie C, perché per vincere il campionato in Serie C, e lo ha dimostrato quest'anno anche Pietro Lo Monaco, che è un grande dirigente, uno che capisce molto di calcio e che sa anche gestire determinate situazioni, senza risorse non lo puoi vincere, anche in Serie C. Quindi è chiaro che ci aspettiamo che la proprietà, come diceva giustamente Giuseppe, faccia quello che debba fare. Detto questo, io ribadisco il discorso di prima, sarebbe anche il caso che ce lo spiegasse non solo Pietro Lo Monaco, ma la proprietà stessa. Benissimo, Soprattutto adesso la quindi proprietà. attendiamo risposte, Sì. perché la stagione volendo è finita soltanto da qualche settimana, tra l'altro le giovanili sono impegnate anche alle finali, anzi una squadra giovanile, anzi no, due squadre giovanili, la sono Berretti rimasti. e la Berretti ha squadra vinto allievi. 2-0 ad Andria, quindi Sì. è prossima alla semifinale, un grande risultato. Sì. Con il ritorno Con di il Giovanni, ritorno di di Giovanni Pulvirenti. Pulvirenti, che evidentemente è tornato a fare quello che sa fare meglio. Probabilmente. E poi c'è anche la squadra di Alderisi che Sì. giocherà mercoledì il ritorno con il Como, mentre la squadra giovanissimi, noi la chiamiamo giovanissime under 15, Sì, è però stata eliminata, quella di stata Mascali. eliminata perdendo 4-1, quindi è stata anche sfortunata, perché all'andata aveva perso 4-3, ha vinto 4-3 Ha vinto 4-3. però vinceva 4-1. Infatti. Diamo il benvenuto a Marco Di Mauro, che è il direttore responsabile di una pagina importante, cliccatissima, che è Mondo Catania. Salve, ben trovato. Buonasera. Ti catapultiamo in questa realtà catanese ancora di più, perché adesso devi dirci la tua. Come pensi che si possa risolvere i tanti quesiti che sono venuti fuori oggi, ma è anche vero che ormai sono quasi tavici? Come si può risolvere la situazione del Catania? Beh, insomma... Che bella domanda! Credo l'abbia fatta Antonio Pulvirenti anche a Pietro Lo Monaco, e non so che risposta gli abbia dato esattamente. Se devo dire una cosa, dico si potrebbe forse risolvere anzitutto con maggiore chiarezza, maggiore limpidezza, più sincerità e trasparenza in quello che si sta facendo. Perché sono manca, state secondo dette- te? In questo periodo sono state dette tante cose, a volte non tutte però hanno avuto un riscontro nei fatti, non ultimo la situazione di Rinaudo, che a Catania era stata quasi data per archiviata, si era già arrivati alle firme, invece in questo momento va purtroppo ricordato, perché le notizie non sono belle o cattive, sono notizie. Sono notizie certe, oppure sai, c'è un po' il passaparola qui nella nostra mentalità catanese? Sì, a volte soprattutto notizie andrebbero verificate. Vanno verificate, quindi quando vengono dette, voglio dire, devono esserci certezze. Anche quando le dice l'amministratore delegato. Chiaro. Quindi nel momento in cui, in questo momento, lo stesso amministratore delegato Lo Monaco ha ammesso che manca l'accordo con lo Sporting Lisbona per Rinaudo, e questo credo sia un tema centrale che va di fronte a tutte le altre È una spada di tipi Damocle, programmazione. secondo te, questa situazione? Ma il regolamento della FIFA impone alle società da 2 anni a questa parte che se non allora il termine giusto è se non trovano un accordo per i debiti con altri club, non possono materialmente iscriversi. Sì. Questo non significa pagare, attenzione, significa trovare appunto un accordo con l'altro club. Una possibilità sicuramente è pagare immediatamente, ma non credo che quella è la soluzione ottimale. Non credo che il Catania in questo momento, considerato pure che insomma si dice alla ricerca di 2 milioni di euro per l'iscrizione che devono Scusate, arrivare avete 2 alla finale. milioni di euro da prestare? Quanti? 2 milioni. Forse l'unico Giuseppe. Forse Giuseppe. Aspetta un non avete attimo. portato il carnet. L'ho lasciato. Drammatizziamo, chiaramente. Diciamo, non credo Marco, che insomma, ci mancherebbe. Sempre di calcio parliamo, quindi insomma, mancherebbe. ci augureremo tutti di parlare di cose più, Ci sono cose peggiori di nella vita. di più leggere, però purtroppo l'attualità è questa. Se il Catania non credo che il Catania sia nelle condizioni di pagare 1,4 milioni di euro sull'Unghia allo Sporting In Lisbona, questo momento non dovendo credo, poi tra non l'altro so i conti, ma non credo. dovendo poi tra l'altro dar conto a tutti i creditori di finale, che magari un attimo si potrebbero risentire del fatto che naturalmente con loro si cerca un accordo più vantaggioso. No, Marco, e mi poi sorprende vengono perché fuori- ci siamo fatti tutta una cultura di amministrazione che spesso Sì. e volentieri nessuno poteva mai immaginare. O sto sbagliando, ragazzi? Ho l'impressione che ci siamo fatti ormai pian pianino anche noi tutti una cultura sui bilanci, mentre invece purtroppo- stiamo parlando poco di calcio, perché poi vorrei parlare anche di calcio, se me lo Quindi permettete. io credo che questi argomenti al tifoso proprio Interessano interessano, relativamente. ma molto marginalmente. Vabbè, Il allora- tifoso ora vorrà sapere chi sarà il prossimo allenatore, Ecco. che giocatori confermati, quelli sono gli interessi del tifoso. Poi se dobbiamo dare i soldi, se la società deve dare i soldi a Lisbona
o glieli dai in una volta o glieli dai in 3 volte Interessa poco. al tiforio, interessa molto poco, gli interessa ricominciare e arrivare almeno in Serie B. È vero. Cioè, questo è il primo interesse. Questo è vero, questo è sacrosanto. Il No, problema è è che se importantissimo, non ci mettiamo d'accordo con importantissimo. Lisbona non ci scrivono e Ecco, quindi va detto infatti, a te. c'è quel piccolo particolare Il problema è che questo. senza quello non ci Il sono problema è calciatori, questo. non c'è allenatore, Cioè non c'è Lisbona nulla. diventa quasi un crocevia proprio- Sì. per capire bene Noi qual- vorremmo parlare di calcio, vorremmo fare i giornalisti Beh, e parlare diciamo di che sport. almeno per i Purtroppo dobbiamo fare prossimi i 10 giornalisti minuti in questo parleremo momento. ancora di queste cose, però poi dopo Dobbiamo voglio parlare di calcio, voglio parlare perché il Catania è arrivato in quelle condizioni nei play-off. Ettore, ti incalzo come fa quello Sgarbi con Maurizio. Sì, no, mi avete fatto passare per Maurizio Costanzo poc'anzi. No, Sì. guarda che le vicende di due squadre catanesi di pallavolo Sì, sabato la e oggi Messaggeria. dell'Amatori dimostrano che comunque Catania ha voglia di indossare il rosso-azzurro, ma è quello che dice Angelo, di tifare, Sì. senza pensare a giocatori non pagati, a bilanci, ad alchimie. Il catanese Vuole il giocato. è stanco di queste divisioni tra chi va allo stadio e non va allo stadio, tra chi... Il catanese vuole riappropriarsi di decoro, dignità e onore e poi magari di vedere Catania vincere. Beh, però è anche e vero lo ha che- dimostrato in sport, Però è tra anche vero che virgolette, non ce lo ordina minori. neanche al medico di ammalarci se il Catania non va in Serie B, non va in Serie A. No, Cioè, no, Ettore, però perdonami, drammatizziamo. non è che siamo noi un giorno sì, un giorno magari a fare dei monologhi, non tu, dico parlo del direttore parlando dei problemi del Catania. Come dice Angelo, al tifoso interessa l'allenatore, il nuovo centravanti, chi sarà chi sostituisce giusto. Bergamelli. Allora, perdonami Marco, è la storia della coperta corta, cioè il direttore pone dei problemi di bilancio, di giocatori non pagati, di difficoltà di iscrizione e poi costringe gli addetti ai lavori che non hanno l'anello al naso a fare delle domande e interrogarsi. Se il direttore parlasse di chi sarà l'allenatore, si parla Lucarelli, Sottile, Sì. guardate come si alza poi anche l'attenzione, hai ragione Angelo, e l'ascolto. Il problema è che l'ultima dichiarazione è stata: sapete che c'è, abbiamo problemi con Lisbona, mentre invece, come diceva Filippo, si era dato quasi per assodato che c'era questo accordo con Lisbona. era stato Sapete che c'è, dobbiamo reperire, come dice il giornalista Di Mauro, 2 milioni per iscriverci. E parliamo sempre ma non siamo noi a tediare, né te che ci impegni, fai benissimo e fai cronaca corretta, ma i problemi li pongono loro. E allora ti rispondo, Sì. quello che dice Angelo, il catanese vuole parlare di calcio. E allora noi parleremo anche di calcio, però Ma non ne parlano Voi lo loro sapete, di calcio, è poi- la società che parla ormai di problemi, il o sbaglio? Il direttore, bene o male, Dobbiamo parlare anche di calcio, tra virgolette, No, non lo era- ha fatto conosciamo. benissimo, Fede. Lui un attimo ti dice una cosa, poi ti dice quello che tu vuoi far sapere, ma perché Attenzione, è lui perché- e ma sono non è che siamo tutti tutti così, Freud, però però è cioè, anche vero ogni che tanto lo Monaco Sarà pure il modo di ha fare di pure Lo Monaco, parlato però anche- ci sbarella, no? Quindi- Attenzione però, perché lo Monaco l'interruzione. poi alla fine, quando ha parlato in certi periodi, ha parlato con cognizione di causa e sappiamo benissimo i risultati Ma lui, che ha fatto. certo, ma Cioè, voglio infatti, dire, ma diamo, infatti. vi ripeto, secondo me Cesare, diamo a Cesare quel che è di Cesare. E io volevo un attimo di nuovo parlare con Filippo, perché ho visto che tu hai portato una copia del libro, mi sto Sì, sbagliando? c'è Ecco. una copia Bene. del volume. Tutto il Catania minuto per minuto, Sì, tra dalle l'altro. origini al 2011. E che ristampa siamo arrivati? Questa è stata la seconda ristampa, che però è quasi esaurita, quindi Sì. invito eventualmente chi volesse acquistarlo a scrivere direttamente alla Geo Edizioni di Sì. Empoli. Forse loro hanno ancora qualche copia che è rimasta. In realtà Quindi preventivate anche la possibilità di una nuova edizione? non la escludiamo, per quanto Con l'aggiornamento, chiaramente. Allora, il volume per il suo modo di essere si presta a continui aggiornamenti, quindi peraltro posso anche anticipare che i lavori sino alla stagione 2016 sarebbero anche pronti. È chiaro che l'editore sta aspettando anche il momento giusto, legato Diciamo anche che a un rilancio i sui risultati del è Catania in chiaro. positivo potrebbero È spingere chiaro, di nuovo le perché i risultati le aiutano a vendite. vendere meglio anche la storia. Chiaro, chiaro. Possiamo parlare un po' di calcio, Max Ligari? Parliamo un po' di calcio. Perché ce l'hai con Rigoli? No, io è esattamente il sto contrario, scherzando, la io mia è lo una apprezzo battuta. molto. Sappiamo benissimo che Rigoli è stato un amico di penalty, è un amico del calcio dilettantistico, è stato un personaggio che noi stessi insomma abbiamo seguito per molto tempo, ma il problema non è stato, secondo me, Rigoli. Secondo te qual è stato il problema principale dal punto di vista
tattico del Catania 2016-17? Ma non scopro l'acqua calda. Il Catania quest'anno ha strutturato una difesa secondo me da primi posti, fin quando ha retto, fin quando diciamo, la squadra è rimasta compatta, ma comunque nei singoli secondo me è una difesa da primi posti del campionato, perché non penso che la difesa del... Il miglior portiere della Lega sì, Pro, non penso che il Foggia o il Lecce avesse o abbia una difesa diciamo superiore al Catania. Questa è ovviamente una mia opinione personale. La sua opinione. Ha strutturato, forse sulla destra qualche ha strutturato un attacco che sulla carta, sto parlando di inizio stagione, sì. Un attacco che sulla carta poteva avere diciamo, dei giocatori di grande levatura per la categoria come Khalil, come Paolucci, come Russotto, no? Come lo stesso Di Grazia che aveva fatto bene ad Agrigento. Purtroppo è stata sbagliata completamente la composizione del centrocampo, sia in estate e sia poi a gennaio, quando non è potuto arrivare Lodi. Si è rincorso fino alla morte a Lodi. Scoppa per me è uno dei peggiori centrocampisti che il Catania abbia mai avuto nella sua storia, e quindi non penso che il Catania possa diciamo, ripartire da lui, anche se sappiamo che Lodi in pratica firmerà per il Catania. E il resto diciamo, sono tutti giocatori di non eccelso valore tecnico che non possono... Panchina anche un po' troppo corta? Ma sono giocatori che più che altro fanno la fase difensiva, sanno fare la fase difensiva, infatti con Rigoli la facevano bene, nessuno che si inserisca, nessuno che tira da lontano, nessuno in grado di costruire gioco, dove essere Scoppa e ha fallito completamente. Quindi il problema di fondo è stato quello, cioè il centrocampo. E proprio per questo io ritengo che il Catania, che pensavamo fosse diciamo, un gradino su, poi alla fine si è dimostrata una squadra non all'altezza diciamo, delle prime 4-5 del nostro girone. Quindi l'anno prossimo si dovrà ripartire da un allenatore certo e da una composizione del centrocampo diversa. Io penso che Lodi possa essere una buona soluzione, a patto che accanto a lui si metta gente che corre. Attenzione però Max, perché quando parliamo di cavalli di ritorno spesso e volentieri i risultati non arrivano, perché volendo la stagione di Biaggianti certamente non è stata da 10 e non è stata secondo me da 10 neanche quella di Marchese. E se Lodi poi alla fine, su cui tutti stiamo puntando, un po' tutti, insomma non rende, come non ha reso quando è ritornato in Serie A con il Catania, che cercava disperatamente di recuperare una salvezza quasi impossibile. Non pensi che possa succedere una cosa di questo genere? Tutto è possibile. Lodi per la Serie C è un giocatore assolutamente sovradimensionato. Nessun dubbio. Lo era anche per la B. Si deve calare. È chiaro che è un tipo di giocatore che non è che abbia una mobilità molto superiore a quella di Scoppa. Ti mette la palla a 40 però metri. È tecnicamente come dire che so Redondo con Ettore Tortorici, cioè Lodi e Scoppa. Quindi, perché fate sempre su no, per dire che tu sei bravo però non quanto Redondo, ecco. Vabbè, certo. E nemmeno, eppure mai nemmeno Scoppa. Attenzione che a suo tempo quando giocavo a pallone mi chiamavano il piccolo Antonione, perché riusciva a fare i passaggi di tappo. E quindi non a caso ho media. detto Redondo però dico sì. Ci vuole accanto in Serie C e nel girone C ci vuole accanto a Lodi gente che corra per lui. Bene, e su se questo... metti accanto, e quindi secondo me non può essere Biaggianti. Giusto, perché Biaggianti giusto. È un giocatore di grandissimo livello, però fisicamente non ce la fa più a fare quel tipo di... Quindi o tu metti gente che corre accanto a lui oppure potrai avere delle difficoltà. Giuseppe, gente che corre accanto a lui, ma gente di categoria, perché non possiamo pensare di fare una squadra con giocatori da Serie B, Ettore, sono d'accordo, ma da giocatori di Serie C. Il Foggia lo ha dimostrato, il Foggia aveva un'intelaiatura proprio prettamente da Serie C, secondo me. Foggia faceva un gioco spettacolo. Beh, prima con De Zerbis e poi dopo... Aveva comunque dei giocatori di categoria, ma con un tasso tecnico superiore alla media della categoria. Certo. Dobbiamo partire, io non voglio tornare indietro nei discorsi, però dobbiamo partire dal fatto, per esempio a gennaio, il Catania prende Pozzebon, che aveva fatto... bene fino a un certo punto a Messina, comunque era il centravanti dalle caratteristiche. Sì, ma sottolineiamo anche che quando è venuto a giocare a Catania siamo rimasti tutti abbagliati da Pozzebon. Esatto, quando forse è venuto ci siamo un po' illusi. No, vabbè, anche col Messina da agosto in poi aveva fatto delle prestazioni importanti.
Però abbiamo dato Da Silva e Anastasi, fortunatamente solo in prestito, dico Sì. fortunatamente perché poi Ritorneranno, Pozzebon infatti. ha fatto 2 gol, col Catania Valerio Anastasi ne ha fatti 4, ma fosse solo il dato numerico, Da Silva gli ha fatto, come diciamo a Catania, un centrocampo al Messina. Ma infatti allora Max ha ragione. Tu sai che seguo da vicino, avendo molti amici messinesi, le loro vicende e dicevano, ma è stato davvero un continuo dirmi da una pluralità di soggetti diversi, non sprovveduti, ma come avete fatto a darci Da Silva? E perché Da Silva stava in panchina? Questi sono i misteri. Questo bisognerebbe chiederlo a Pino Rigo. Poi bisognerebbe Ti ho dato chiederlo a l'assist. Pino Rigo. No, ma non perché, perché ma in realtà poi il punto, io desidero dal mio punto di vista che riesca ad esprimere chiaramente un concetto. Noi dobbiamo mettere, a partire dal direttore generale fino all'allenatore e per finire ai giocatori, in condizioni di fare il loro mestiere. A Catania da 4 anni la proprietà non mette né i dirigenti, né l'allenatore, né i giocatori in condizioni di fare al meglio il loro lavoro. Il problema è sempre quello. Poi li valutiamo dopo, perché quando vanno via da Catania, non lo dico io, c'è un articolo di Dita Sport Press al riguardo, c'è una casistica di giocatori che vanno via da Catania e tornano a giocare bene come quando li avevamo acquistati. Quindi è l'ambiente? No, non è l'ambiente, perché sennò poi corriamo il rischio di dire la colpa è pure dei tifosi, che è veramente una delle tante baggianate che ho sentito, perché i tifosi sono le vittime di questa situazione. Allora, il punto è, a Torre del Grifo, fermo restando che è chiaro, abbiamo consapevolizzato, come dicono i migliori psichiatri, che la proprietà rimarrà, almeno fin quando che non si rimanga in Serie B per una pletora di motivi, che non stiamo qui perché ne abbiamo già parlato. Allora, se questo è il dato, cambino gli equilibri all'interno della società. Ci sono persone, e va detto perché sennò ci nascondiamo, ci sono persone dentro il calcio Catania che c'erano pure all'epoca di Pablo Cosentino. E allora ci facciano la cortesia, se hanno davvero a cuore del Catania, che si accomodino e lasciano spazio ad altri, perché questa è una città vitale che ha tante competenze e tanto entusiasmo e tanto amore per il Catania. C'era? Tutti quelli che c'erano all'epoca di Pablo Cosentino, premesso che dal direttore generale Bonanno fino all'attuale amministratore delegato Pietro Lo Monaco ci dicono che è stato compiuto uno scempio, non lo sto dicendo io stasera, non è che sto scoprendo l'acqua calda, se non l'acqua calda, e allora vadano via. All'interno della società ci sono persone che c'erano al tempo di Pablo Cosentino. Sei certo si di quello che accomodi, dici? è certo No, che ci sto sono, chiedendo, io. ci sono. Segue il Ci calcio sono. dilettantistico. Lo so, però ci è sono, anche vero che mi ci sono e informi. sono tanti. E allora va fatta una valutazione in questo mantenendo evidentemente la proprietà, mantenendo intatte le competenze, le qualifiche di Pietro Lo Monaco, un bagno di umiltà e aprirsi. C'è sta Torre del Grifo che è stata pensata come casa del popolo rosso-azzurro, e allora diventi la casa del popolo rosso-azzurro. Vabbè, non è che si può aprire a tutti, ma è no, sempre un centro Ettore, sportivo. non si può passare il tempo a schermarsi con Torre del Grifo. Torre del Grifo va aperta, invece è diventato uno schermo, è diventato proprio poi il termine ontologicamente, la torre, il fortino attraverso il quale c'è la inaccessibilità al dialogo. Beh, Quindi, tutti i centri sportivi delle grandi società sono ermeticamente però talmente Ettore, chiusi che... è un quello che gli avvocati, non io, chiamano vexata questio. Sì. Allora, se tu arrivi ottavo in Serie A, fai il record di punti, non ce ne accorgiamo. Se tu perdi in casa col Melfi ti duole lo stomaco, e allora ti svegli e dici ma che sta succedendo? Allora o tu mi zittisci con i risultati, oppure ti faccio ti fermo Okay. io, perché poi dopo voglio sentire anche gli amici da questa parte, però voglio chiudere questa parentesi legandoci al fatto che Max ha puntualizzato che c'è stato un centrocampo che non ha reso, che è stato un po' il fulcro dei problemi probabilmente di questo calcio Catania. I cavalli di ritorno probabilmente non hanno reso al 100%. E quindi non sarà soltanto l'acquisto di Lodi che dovrà essere realizzato, Ma ma non, credo, dovrà ma non essere... credo che il direttore ha detto che acquista solo Lodi. No, ma sicuramente, no, questo non l'avrà E quindi voglio dire, saprà perfettamente bene. chi mandar via, chi ha deluso, Sì. chi non è stato, Giusto. non ha rispettato gli impegni calcisticamente parlando che aveva preso, e provvederà sicuramente a rafforzare questa squadra. Io
per quello che lo conosciamo, essendo un tipo, il direttore non ambizioso, di più, io credo che fallire per lui 2 anni di seguito non ce lo vedo. Anch'io sono Non ce lo dell'idea. vedo. Non dimentichiamoci che quando salì in Serie A non era stata preventivata. Avevano detto 3 anni, in 3 anni, e in quindi, 2 anni, quindi vogliamo essere ottimisti. dopo quella famosa sconfitta a Mantova, a credo. Mantova, sì, poi da lì cambiò tutto. E quindi voglio dire, e tengo a sottolineare, no, può sembrare che io sia l'avvocato difensore di Lo Monaco, col quale, vi ripeto, non mi lega nessun tipo Siamo di... sicuri? Assolutamente zero. Assolutamente. Io strammatizzo, Angelo. Io lo nomino ogni tanto. Lui, quando io sono in televisione, mi indicava quel signore. Ma che sono stupidaggini, ci ridiamo sopra. Ci può anche Però stare. secondo me è un tipo molto ambizioso e non fallisce 2 anni di seguito. Allora Filippo, secondo te invece a questo punto cosa bisogna fare? Qual è diciamo, il plus per la prossima stagione? Un buon centrocampo, la difesa che forse andrebbe un po' rivista con qualche altro inserimento. Dal mio punto di vista è circa 4 anni che il Catania non ha un gioco. Ora anche quest'anno c'era stata sprazzi per alcune partite Eravamo per 20 abituati forse minuti. un po' troppo male, troppo bene, cioè. Però una squadra che vuole vincere deve avere un gioco, perché se no... E poi signori, oggi il campionato di C, l'ha detto prima Max, è difficile, c'è una sola promozione, quindi molto difficile. I playoff con le squadre del nord abbiamo visto come le squadre del nord abbiano maciullato quelle del sud, quindi ci vuole una squadra molto competitiva. E ora io dico una cosa, con tutto il rispetto per le abilità di Petrolo Monaco, ma se il Monaco non ha comunque il denaro, se non ha le risorse, dico anche le sue abilità vengono certamente depotenziate, per cui torniamo al discorso di prima. Per me avere un gioco e ad avere dei giocatori di categoria è molto più importante, per esempio, che come abbiamo fatto quest'anno recuperare dei ragazzi dei campionati di Serie A. A mio avviso hanno tentato un po' di venderci una narrazione, di venderci un passato che a mio avviso per ora è chiuso, che magari tornerà in un altro modo. Abbiamo bisogno di giocatori di categoria. Bene, e sei d'accordo Marco? Beh, insomma, certamente la Serie C, che penso si tornerà a chiamare così, si fa con, Sì, probabilmente con sarà calciatori di questa categoria. Senza dubbio un errore della stagione che è appena trascorsa è stata quella di impostare l'intero gioco del Catania su un regista, sulla presenza del regista. Poi inevitabilmente si è sbagliato sia in estate che nel calciomercato di gennaio, perché insomma che l'Odi fosse una trattativa complicata lo si sapeva. Probabilmente un altro Lo Monaco, forse un Lo Monaco con, come si diceva qua, anche altre risorse, però forse secondo me con un portafoglio un po' più esattamente. Purtroppo pieno. siamo sempre nel dover fare delle ipotesi, perché concretamente non sappiamo se sono mancate le risorse, è mancato il tempo, sono mancate le abilità. Dobbiamo giocare su 3 tavoli. Chiaro. Fatto sta però, il dato di fatto è quello che nel momento in cui c'è una trattativa complicata e il ruolo è sicuramente cruciale come quello di un regista, Si potrebbero trovare ci si tende a tutelare, l'alternativa, certo. ci si tutela. Sì. Soprattutto secondo me nel girone di ritorno il Catania ha fatto peggio del girone di andata. Strano, perché il calciomercato di gennaio si chiama calciomercato di riparazione. Per migliorare. Secondo me uno degli errori cruciali che poi ha determinato questo è stato voler impostare la squadra sul 3-5-2 con Rigoli, poi passano 2-3 giornate, E Rigoli si salta. cambia l'allenatore e si prende un allenatore che gioca con un modulo diverso e con un atteggiamento totalmente diverso. Per sé sta missione di Lo Monaco stesso. Mi domando allora perché criticare Rigoli di difensivismo, se credo che un direttore generale quando prende un allenatore lo sappia Certo. bene che l'allenatore sta Come andando a gioca prendere. e quali sono le sue allora caratteristiche. perché criticare a gennaio il difensivismo di Rigoli e non optare subito per un allenatore offensivo come era Petroni, che credo fosse già libero Su anche Petrone poi io in estate. insomma non voglio parlare. Però l'errore forse è stato Questa fatto è sempre una cosa- all'inizio. una cosa- Io su Petrone L'errore voglio inspiegabile. Allora, io voglio essere molto dopo. sincero. Secondo me, io posso immaginare perché Petrone è andato via e si è dimesso, ma non lo voglio dire perché è un mio fattore un mio pensiero personale e non ve lo voglio raccontare. Però io chi il conosce mio bene pensiero- il calcio, secondo me le cose Il mio pensiero le legge personale molto ce bene. l'abbiamo tutti. In questo momento Il calcio è spesso e volentieri molto In questo chiaro. momento, secondo me, tra l'altro, il Catania tra i vari profili di nuovo allenatore che sta valutando, che si dice che Si stia parla di valutando. Lucarelli. E insomma, Il credo nome che c'è. la storia di Lucarelli, la storia molto recente di Lucarelli, parla di un allenatore che è stato in grado di prendere una squadra che era in fortissima difficoltà Sì. tecnica, ma anche in fortissima difficoltà societaria, Sì. creare una cappa attorno Sì. a questa squadra e riuscire
a Ma è l'allenatore creare una moderno. squadra. L'allenatore Soprattutto moderno credo sia vive un, di queste cose, credo sia un allenatore che per questo Catania, in questo momento, con tutte le possibilità che restano aperte, di cui purtroppo parliamo, sia forse il profilo migliore. Cioè, un allenatore comunque che ha una sua credibilità costruita in anni e anni di calcio, insomma, Zenga, Docet, Montella, Certo. Docet, e che ha una grandissima capacità di creare un gruppo e di tenerlo comunque distante, distaccato da tutte quelle che possono essere, e purtroppo il potranno compito ancora di un essere, allenatore moderno. potranno ancora essere Il compito di le un voci che allenatore arrivano moderno. da fuori dello spogliatoio. Vedremo. Max, quando parliamo di Lucarelli ti luccicano gli occhi, perché so che è un allenatore che preferisci. No, sì, a quello che so io, Lucarelli, No, è dichiarata questa Lucarelli cosa da parte è tua. il prossimo allenatore del Catania, almeno a quello a quelle che sono le mie... Altrimenti? Altrimenti Lucarelli, cioè, allo stato attuale la situazione è questa. No, perché si parlava dell'allenatore della Sicola Leonzio, si parlava di Auteri, No. si parlava mi pare No. di un altro allenatore, adesso non mi ricordo. Gautieri. Gautieri. No, allo stato attuale non penso. a quello che sono le nostre informazioni, sostanzialmente Lucarelli ha firmato, quindi dovrebbe essere lui poi magari saremo smentiti, sarà successa qualcosa però ecco, dovrebbe essere Lucarelli. E per me, come diceva giustamente Marco, è il profilo ideale per il Catania. Detto questo, è un allenatore che non ha vinto. Perché si diceva alla fine di questa stagione, però il Catania avrebbe bisogno di un allenatore Non certo, credo che sia sicuro, necessario. però lì è un discorso che io assimilo molto a quello di Mihajlovic, per esempio, o dello stesso Simeone, cioè è un allenatore che magari deve ancora farsi una certa esperienza, ma che è adatto alla piazza di Catania. Ed è probabilmente adatto anche al rapporto con lo Monaco, perché sia Mihajlovic sia Simeone non è che fossero ecco, e sono riusciti ad interagire con lo Monaco. E quindi io penso che possa essere la scelta giusta in questo momento. Poi chiaramente sarà il campo a dire se effettivamente Lucarelli riuscirà a fare bene a Catania. Però la cosa principale è questa, al di là di Lucarelli, che comunque è una scelta diversa, cioè tu ti presenti alla piazza con un allenatore diverso rispetto all'anno scorso. Bravo. Al di là di Lucarelli bisogna che lo Monaco costruisca la squadra sulla base di quelle che sono le idee di Lucarelli, perché se non lo fa, allora potremmo avere dei problemi. Io non lo so se Lucarelli è abituato a giocare in un centrocampo con gente che non corre. Non credo. Bisogna fare. credo. Questo è anche quindi è abituato. Vabbè, allora siamo a posto. Aveva Musacci. Anche se poi Musacci a Messina però ha fatto una bella stagione. No, vabbè, al di là di questo. Sì, lo sappiamo che Musacci purtroppo è un po' lentuccio, però voglio dire. Però ha valorizzato da Silva. Però è stato appunto un elemento che poi ha valorizzato un giocatore che invece era Ettore, andato le via. condizioni, almeno fino all'acquisizione l'1 e il 3 marzo, adesso non ricordo, comunque dei primi di marzo da parte del presidente Proto del Messina, le condizioni di agibilità da parte di Lucarelli, della gestione, cioè è stato un uomo solo, cioè Lucarelli... Ma io guarda, ho visto delle immagini... perdonami, scusa, è proprio esemplificativo. A un certo punto a dicembre Max ha portato una stufa negli spogliatoi. Sì, ma per A un questo ha certo portato la punto, squadra anche in un altro momento gli hanno davanti al staccato la presidente. luce, ha portato le candele che illumini perché non avevano, cioè Sì. a Messina tra l'altro hanno a un certo punto in una settimana, ma questi sono dati non smentibili, quindi non è che riferisco cose che so direttamente, insomma, quello che è cose- successo ai cantieri del presidente Straguzzi va bene, quelli Sono sono meravigliose, fatti interni messinesi, però arrivato a un certo punto gli hanno detto di allenarsi in un campo che era vicino al mare il martedì, poi il mercoledì sono saliti sui Nebro cioè sti ragazzi erano ossigenati, diciamo. Sì, ma però, dico Max, Vabbè, ma ci può anche rispetto al stare, fatto di dai. andarti ad allenare a Torre del Grifo comunque con una società, con lo Monaco che gli impegni li manteneva, non è la stessa cosa perché non venivano pagati proprio, ma tanto ben che venga, hanno ben avuto venga questa i cosa. punti, no, voglio dire, questo lo dico come profilo Cioè, non di ha vinto, Lucarelli, ma ha vinto dal punto di tenuto vista morale. in una, esatto, non ha questo, esatto Ettore, Bene. cioè ha tenuto una situazione che probabilmente da Catania, se non la si viveva da messinesi, non abbiamo una percezione, è stata una situazione drammatica, cioè il Messina di fatto non aveva una società, Non siamo arrivati qua e non l'ha avuta fino fino a marzo, dove
poi c'è stato il cambio di passaggio societario. Ad Angelo Laino invece faccio la domanda più difficoltosa, perché siccome lui è un intenditore di calcio, la domanda... sei un intenditore di calcio, non che ti nascondi, dirigente sportivo. No, per carità. No, perché, appassionato. Perché, siccome quest'anno si parlava sempre di questo benedetto settore giovanile, prendiamo i ragazzi, li mettiamo in prima squadra, valorizziamo i ragazzi perché sono bravi, perché stanno giocando benissimo il campionato Berretti. Alt. Il campionato Berretti è una cosa totalmente diversa rispetto alla Lega Pro. Siccome c'è stata una campagna nei confronti dei giocatori della Berretti, guardate che io l'ho allenata la Berretti e quindi so i livelli di calcio che ci sono nel campionato Berretti. Scusami, è sempre così. Quando... Ma non questo, non ora, questo me lo ricordo da tempi e tempi. Senza nulla togliere che ci sono dei giocatori interessanti. Sì, ma ci mancherebbe, ma quando la prima squadra non va bene, allora il tifoso arrabbiato, comincia a dire no, facciamo giocare i ragazzi. Sbaglia. Ma io quando in un'altra trasmissione mi posero questa domanda, ho detto ragazzi, non è il momento, perché questi ragazzi li bruci in questa maniera, li bruci. Quest'anno c'è stato qualcuno che dalla categoria dei ragazzi eccetera è stato promosso in prima squadra, naufragato, non naufragato, ma perché il passo è totalmente diverso, la qualità tecnica è totalmente diversa. Bravissimo. In Serie C, la Lega Pro, se non hai almeno 30-40 partite sulle gambe e sei mentalizzato, tranne se sei un talento, non giochi neanche col Catania in Serie C. Non c'è dubbio, ma allora è lo stesso discorso che facciamo ogni volta, anche l'abbiamo fatto qua in altri momenti, quando tu hai posto la domanda, allora ora che siete andati dalle eccellenze in Serie D, cosa farete? E tutti abbiamo risposto, c'è una bella differenza, perché ogni categoria ha i suoi valori, non c'è niente da fare. Può esserci un giocatore che scende di categorie, ma la maggior parte, se per giocare tu in quelle categorie, sei di quella categoria. Tra l'altro, tenendo presente anche una cosa importante, non era neanche la squadra primavera, ancora più in basso di categoria, quindi la differenza è abissale. Ma non c'è dubbio, Poi, non voglio essere presuntuoso nel dire queste cose. Che hai, una cosa è quando giochi nella Beretti e ci sono 200 persone che sono tutti parenti, poi vai a giocare a Foggia, a Lecce, crolli. Ci vogliono passo dopo passo, non si arriva, tranne se sei un fenomeno alla Messi. Ma allora, se sei un fenomeno, se sei un fenomeno non giochi neanche in Lega Pro, soprattutto a Catania. Filippo, sei d'accordo in quello che abbiamo detto? Cioè che poi alla fine sì, il settore giovanile deve diventare una bella cantera, no? Perché adesso si usa questa terminologia, in prospettiva prima squadra, ma non pensiamo che prendi 2-3 elementi, li fai giocare, titolari, non è così, credo. No, ma non è nemmeno il campionato adatto questo per farlo, tra l'altro, tra l'altro noi da anni aspettiamo appunto che il settore giovanile del Catania ci dia anche dei giocatori importanti, forse in realtà c'è stata un po' di lentezza nella fortuna di avere dei campioncini di un certo tipo, quindi anzi ne vorremmo tanti, ne vorremmo sempre di più, adesso pare che qualche risultato stia arrivando. Beh, diciamo che Sciacca a suo tempo, adesso Di Grazia sono i due elementi più importanti che sono venuti fuori. Allora, diciamo tenendo presente, scusate, senza polemica... Ma Sciacca, scusate, io per carità, catanese, ma dove è finito Sciacca? Adesso sta nel Castrovilla, è andato. Allora, c'è stata anche infortunata. Ma il problema di Sciacca è stato che purtroppo, perché era il giocatore migliore venuto fuori dalla nostra cantera. Ma dove è arrivato? No, ha avuto problemi fisici insormontabili che gli hanno distrutto la carriera, perché evidentemente era un giocatore che avrebbe fatto anche, a mio parere, la Serie A. Aveva raggiunto il mondiale Under 20. Era il capitano della nazionale Under 20. Under 20, Under 14, Under 18, ma la Serie B, la Serie A sono... però ha giocato anche in Serie A parecchie partite anche da titolare. Era un giocatore Zenga sembrava volergli dar fiducia. Voglio però soltanto dire una cosa. Sì, d'accordo, sono venuti fuori dei giocatori, però è anche vero che a livello giovanile il Catania non ha mai vinto un torneo. Non ha mai vinto il campionato nazionale giovanissimo, non ha mai vinto il campionato allievi nazionale, non ha mai vinto un campionato Berretti, non ha mai vinto un campionato primavera, ha soltanto tirato fuori
secondo me adesso sono i fatti che parlano, 2 elementi, Sciacca e Di Grazia. Poi E adesso Mannè, anche se non è proprio, non può essere considerato un Ce n'è anche un altro che però Qualcun poi altro? si sono fatti sfuggire, il signor Donnarumma. Donnarumma Insomma, anche è stato un elemento, beh, anche per- Nicastro volendo era un Sì, elemento vabbè, interessante. Donnarumma però in Serie B ha dimostrato qualcosa. Adesso non voglio fare la polemica con il settore giovanile del Catania, tra l'altro Alessandro Failla secondo me ha fatto un lavoro e sta facendo un lavoro meraviglioso. Quando hai una cantera come quella di Torre del Grifo ti aspetteresti. Vabbè, ma diamo tempo al tempo, però è anche vero che se dobbiamo parlare di risultati, in questo momento i risultati sono soltanto su un paio di elementi che vengono fuori. C'è anche Ma Petkovic. a livello di squadre, sulla carta... C'è Petkovic che è al Bologna, Beh, sarebbe anche se bello però ancora vincere non è anche non è esploso. qualche campionato, sarebbe pure bello vincerlo, penso, no? Hai ragione. Aiuterebbe. Quest'anno ci sono delle buone possibilità, mi Sì, dicono, secondo perché, me sì. perché evidentemente, dato che si potrà utilizzare i vari Mannè, eccetera, eccetera, probabilmente Ma anche sulla qualcosina. squadra Tra greca, l'altro- anche perché, se mi permettete, Pierpaolo Alderisi è stato un mio giocatore, quindi insomma sono contento anche per questo. Tra l'altro nel prossimo campionato bisognerà dare maggior spazio agli under, necessariamente Certo. perché verrà probabilmente ratificata la riduzione da 16 Sì. a 14 del numero degli over tesserabili. Bene, intanto mi comunicano e vi do un'anticipazione che il Palermo vince 2-0 contro l'Empoli. Questo ci fa capire che probabilmente il Crotone si salva. Lo so che a voi non interessa No, il interessa. calcio. No, interessa. A voi interessa? Il Crotone che il Crotone No, lo si sto salva. chiedendo a voi. Ci fa piacere perché è una squadra del sud, tra l'altro una tifoseria molto amica. storicamente Meraviglioso. amica e ci fa Non che il Palermo vinca, che il Crotone si salvi. Vai, con- facciamo con un così, gli amici allenatore- di Palermo che ci stanno il Crotone seguendo. ha un allenatore Scherzi. che ci ha creduto, È vero, si è Molto impegnato bravo. con tutti i giocatori Il Crotone merita. e quindi merita Merita, davvero, davvero. Il Crotone ha fatto Al un di là della percorso battuta molto mia simile a quello che, Crotone No, ma non merita. c'è dubbio. a quello che ha Non c'è emozionato Io tanto sono i tifosi felice che del il Crotone si Catania. salvi. Ma non La c'è salvezza dubbio. all'ultima giornata, in questa maniera ricorda molto i primi anni in Certo, cui il Catania riuscì a certo. salvarsi, No, magari più il siamo contenti. È secondo. una salvezza se arriva. Dico, No, ormai comunque, adesso 2-0 a 2-0, 5 minuti alla fine. credo che una ormai volta che i giochi venga sarebbero- certificata, secondo me è una Dovrebbe fare salvezza 3 gol, che ci sì. riempie di soddisfazione, è assolutamente meritata. Certo. Perché il Crotone ha dimostrato di essere superiore all'Empoli. Così quindi- Martuscello va con l'Inter, sei contento? Con la primavera Ma dell'Inter. Martuscello? Ma quel Martuscello. Martuscello è l'allenatore dell'Empoli. quello che- L'Empoli, no, No, dovrebbe no, fare il no, che era secondo. quello- non è quello che faceva Cabaret, come No, si quello è chiama? Martufello. Quello è Ah, scusa, è un forno, capito? No, fra l'altro Martuscello è stato un giocatore del lì Catania ti- e ha soprattutto segnato a Palermo anche se lo ricorderanno Sì, molto sì. bene. Io ero presente e devo dire che lo ricordano perfettamente. No, dovrebbe fare il secondo di... sono Deve tifoso di partire Serie del C, gioco quindi bene. non... No, non Dovrebbe seguiamo fare il il secondo calcio. di Spalletti, dovrebbe fare il secondo di Spalletti. Buono, si secca buono quando magari. glielo dissi. Sei contento? Un altro modesto proprio. No, su Spalletti, vabbè, io non parlo. Signor su Tortorici, Spalletti. qui c'è proprio poi il doc, io te l'ho ripetuto in radio, Sì. mi hai chiesto di Martuscello, io non seguo. Non segue il calcio Tu non segui il calcio, quello è Esattamente, calcio. esattamente, quindi- No, ci piace questa cosa qui perché Max un po' ci sorride Io l'ho ripetuta ogni quando lo tanto. dice in radio. Effettivamente questo è un calcio che non ci appartiene più, almeno Ma momentaneamente. io lo ripeto anche ai miei amici che tifano Inter, Juventus, io non seguo, ne prendiamo atto. Comunque, a parte lo scherzo, il Crotone è Ma sai importante perché tu non che si segui il salvi. calcio Catania? Oppure... No, il calcio Catania non la segui, voglia. non segui il calcio importante che a noi non interessa? Perché tu da quando sei Locale? diventato il calcio locale, perché da quando sei diventato il presidente del calcio femminile, del calcio Catania femminile, Da meno di una settimana. da meno di una quindi. settimana, adesso non fai altro che parlare di questa benetta società che vuole insomma essere protagonista nelle prossime stagioni. Questo- Noi tra l'altro abbiamo una clip di sottofondo che possiamo far vedere, il calcio femminile che sta aumentando sempre di più. Tra l'altro proprio nel pomeriggio a penalty abbiamo avuto l'allenatore Armando Seguito. Drago Seguito. dell'Aci Sant'Antonio. Catania femminile che porta in alto a questo punto i colori rossazzurri. Dove volete arrivare, Presidente? Adesso te la facciamo noi la domanda e devi rispondere. No, ma io ti rispondo, le ragazze vogliono giocare e meritano di fare la Serie B. Il loro presidente è deceduto, io ho trovato una società di fatto... Il loro ex presidente, sei tu il nuovo Esattamente. presidente. Hai ragione, tocchiamo tutti i feri di questo scusa, mondo. il loro presidente è No, deceduto. no, ho intenzione ancora... Siete state promosse in Serie B? Sono state io promosse, Angelo, non lo perché seguo, non, quindi non onestamente do non- meriti che... Lui non segue il calcio minore. non mi do meriti che non ho. Sì, sì, sì. Quando sono state promosse io li seguivo da semplice tifoso, quindi capito, adesso ho capito. mi è stato chiesto di ristrutturare la società, di Sì. chiedere l'aiuto alle forze della città per confermare Reperire sul sponsor. campo, esatto Ettore, la Serie B, perché
come in tutte le vicende dilettantistiche catanesi, il calcio Catania femminile, nonostante abbia fatto un campionato di tutte vittorie tranne un pareggio, Sì. Era una realtà a sé stante, tra virgolette, abbandonata o dal disinteresse o dagli eventi fate voi. Il campo, scusa, è quello di Belpasso. Questo è Il il campo campo è di quello del Belpasso. Sedere del Belpasso. Ci sono stato, mi sono presentato alle ragazze che comunque conoscevo Aurora Calanna, il capitano, conoscevo il centravanti fortissimo. Vedremo di parlare, di usare il linguaggio del cuore alla città, e vedremo di radicarci nel territorio in maniera seria, con procedure Ma gli legali e sponsor vi trasparenti. aiutano, vi aiuteranno per la Contiamo prossima su stagione? questo, contiamo su questo, perché daremo poi- notizie. È una corsa contro il tempo, Perché Ettore. poi la Serie B insomma è piena di trasferte anche considerevoli. Bisogna fare Tieni conto che la l'organigramma. delibera di nomina è di mercoledì in serata. Insomma, non ci hai potuto mettere ancora mano. Siamo domenica, no. Attenzione, perché vogliamo vedere Conosce i bilanci, le mie metodologie lente. Dobbiamo conoscere i bilanci, Esatto. le prospettive, la proprietà, dobbiamo conoscere tutto. E sai che con i bilanci ho qualcosa, io voglio dire, mi è familiare, proprio per questo sono stato chiamato. E mettiamoci in mano, sì, hai ragione. Il calcio Catania femminile ha una grande storia a Catania, perché certo. ha vinto uno scudetto. La Quindi- Jolly mitica anche. E quindi sostanzialmente io faccio tanti in bocca al lupo a Giuseppe, lo seguiremo l'anno prossimo anche in radio perché è una bella realtà. Ho visto anche la clip, secondo me ci sono giocatrici anche più forti di quelli del Catania di quest'anno, perché soprattutto a centrocampo ho visto dei passaggi filtranti che non ne ho visto uno in tutta la stagione. Vabbè, Forse uno. Filippo, volevi dire qualcosa? C'erano delle azioni davvero interessanti. Sì. No, appunto sul calcio femminile devo dire che ne abbiamo parlato lunedì alla conferenza col sindaco. Sì. È possibile che appunto per ricordare questo scudetto storico ci sia un murale dedicato anche alla Jolly. Cioè della serie vi state organizzando anche per un altro Sì, murale? non abbiamo finito il lavoro. Ma lì in quel caso si devono poi dopo disegnare i volti delle ragazze che sono state leggenda nel calcio È chiaro che femminile. questa è una cosa che È un po' più eventualmente difficile verrà lì. l'artista, però voglio dire, ecco, se ne è parlato e non escludo che in futuro il comune possa pensare a questo o a quello della Paoletti, che a mio avviso è della Lidea. Sono stati Paoletti, mitica. degli scudetti legati a quella location, la Jolly per il campo di calcio e il palazzetto. Angelo Lainò, quando diciamo Paoletti cosa ti ricordi? Un mio fraterno amico, Nello Greco, Nello Greco, che conosco da trascinatore di quella No, mitica la Pulce squadra. dell'Etna. Nello, la Pulce dell'Etna. Tra l'altro la stagione successiva vice campione del mondo ai mondiali di Roma, Certo, il Gabbiano. con Pitterra allenatore. Ecco, famoso quindi Gabbiano. ricordo. Carmelo. Ricordo. Ma quei tempi seguivo anche molto la pallavolo. Immagino. Moltissimo. È un gancio. Si andava. Abbiamo fatto un déjà vu sabato sera. Infatti è stato bello, infatti per questo è un Ma gancio io per ricordo parlare quando poi della messaggeria. per andare a vedere le partite della Paoletti bisognava andare al palazzetto 3 ore prima. È vero, è vero. Perché se no non potevi nemmeno entrare. Non potevi E ti posso nemmeno dire Ieri non pure, entravo e, alla spilla al palazzetto. vi Non posso immagino. dire pure, e vi posso dire pure che c'era una radio a Catania negli anni 70, questa era Radio Catania International, che trasmetteva in partite, diretta sì, le sì. partite 103,5. 103,5 ed Filippo era una in me. radio sì, dell'ingegnere in me che raccontava con quell'entusiasmo quelle partite che anche chi ascoltava da casa si sentiva in un Palaspedini strapieno. È impossibile. Le stesse emozioni È stato ieri. le possiamo ritrovare prossimamente. Ma ieri secondo le te? abbiamo sentite nel primo set contro il Taviano Lecce, finito 25-12. Sì. Secondo me la carica del pubblico è stata determinante. Vedendola da bordo campo la partita, erano davvero smarriti i giocatori leccesi. Poi hanno una attenzione, non è fatta per le messaggerie. Quindi ha era ricordato una bene vittoria oggi il loro importante. vicepresidente. È una vittoria importante, ma abbiamo a che fare con una signora squadra. Parlo del Taviano Lecce. C'è il ritorno, poi ci sarebbe, qualora L'eventuale bella. l'eventuale bella, che si giocherebbe a Catania, ma loro ieri hanno fatto vedere il numero 9, adesso non ricordo Micharelli. esattamente, ha fatto 29 punti Eri al Sì. ed è stato, Palaspedini. puoi confermare, è stato straripante quel nettamente numero. il migliore in campo. Esattamente, del Taviano. Devo dire che ci siamo giovati in quel parziale di 25-12, ho avuto netta la sensazione veramente che l'impatto ambientale, come tempi che ricordava beh, è Angelo, una della bolgia, Paoletti. è una bolgia. Poi è la una partita è andata a punto con punto ed è stata una guerra di nervi, però sfido chiunque che Beh, ha la visto la pallavolo è partita bella nel per terzo questa. set, che non abbiamo tremato, perché nel terzo set, stavamo sull'1-1,
E insomma si vedeva questo Ottaviano era in partita. Insomma, la partita di molto- ritorno sarà molto forte. impegnativa allora. Assolutamente sì, quindi non lo sottovalutiamo perché, come ricordava Filippo a proposito dei playoff del calcio, no? Sì. Noi siamo convinti di vincere solo col pubblico quando affrontiamo le squadre del nord, no? Non è in questo così, caso è non è Lecce. così. Perché poi mi riaggancio anche purtroppo alla sfida che ha visto soccombere l'Amatori oggi, ha vinto ma non è bastato perché aveva perso con più 19 punti. Sì, oggi ha vinto 21-15 e quindi non è era bastato. più Però voglio dire, stiamo attenti perché col pubblico non le vinciamo le partite. Il fatto che io mi auguro che le messaggerie... Si vincono in campo le partite. Sì, si vincono in campo, esatto, Angelo, benissimo. Cioè il fatto che ci sia un'eventuale gara 3, io spero che le messaggerie chiudano a Lecce, anche se evidentemente sarà difficile per quello che abbiamo visto. Però le partite si vincono in campo. Ho detto, questa Serie A di pallavolo è tutta da conquistare. Abbiamo ancora. parlato di pallavolo perché come al solito, insomma, quando parliamo di sport abbiamo proprio voglia di mettere sempre in risalto questa bella maglietta rosso-azzurra. Max, e poi sentirò anche gli altri ospiti, la pallavolo, domanda un po' sciocca ma secondo me ci potrebbe anche stare, può essere ancora una volta lo spunto per far capire che il calcio ha bisogno di quell'energia? Ma io me lo auguro perché quello che ho visto ieri al Palaspedini è quello che vorrei vedere ogni domenica al Massimino. E ultimamente non è stato così, eh? E quando si dice è vero che non si vince solamente con il pubblico, però si vince anche con il pubblico. E il Catania, io ricordo alcune partite importanti della Serie A, il Catania le ha vinte più che con la propria valenza tecnica, grazie all'apporto incredibile del pubblico con la Curva Nord, per esempio, in primo piano. Assolutamente. Io mi auguro, e questo è un appello che faccio io, che facciamo un po' tutti noi, sia a Pietrolo Monaco, sia ovviamente anche ai tifosi, perché per tifosi intendo i tifosi organizzati, perché poi la tifoseria è un concetto molto ampio, che si riesca a trovare finalmente, dopo anni di incomprensione, con il ritorno di Pietrolo Monaco, un'intesa in modo da poter l'anno prossimo ricominciare in un determinato modo. Ovviamente ciascuno potrà rimanere sulle proprie posizioni, perché non è che l'idea si cambia. Ma se il dal giorno risultato porta però... Ecco, però l'importante è che ci sia un dialogo. E ovviamente questo dialogo deve partire dalla società, su quello non ci sono dubbi. Poi è chiaro che ciascuno di noi si fa una propria idea e agisce di conseguenza, i gruppi organizzati agiranno di conseguenza, i giornalisti, ognuno poi valuterà, i tifosi fra virgolette normali, ecco. La situazione è ben chiara a tutti, il primo passo lo dovrà fare la società. Purché l'approccio sia No, Ettore, la realtà del tifo organizzato catanese, specificatamente la Curva Nord, è una realtà di cuore, ma è anche una realtà pensante. Quindi l'approccio deve essere della società, di avere a che fare con interlocutori, attenzione, che sono soggetti pensanti. Beh, ma non penso che questo è sfuggire diversa, da te no, penso dalla società. che vengono giudicati. Io faccio sempre un encomio a tutti i tifosi. Non possono essere manipolati a piacimento. A tutti i tifosi del Catania, perché in altre stagioni un percorso come quello che ha fatto quest'anno il Catania probabilmente la reazione sarebbe stata diversa. Un po' diversa. Ora invece è diventato un pubblico e una tifoseria veramente un fiore all'occhiello. Ma certamente, di civiltà. ma soprattutto perché 10 anni di Serie A ci hanno fatto capire che bisogna avere un atteggiamento ben diverso. 2 febbraio Vabbè, quello è stato un episodio. Voglio dire, quindi da quello non c'è mai stato nulla da ridire su questa tifoseria. Sono assolutamente d'accordo. Marco, poc'anzi si parlava sul discorso del centrocampo, si parlava dei giocatori giovani che vanno centellinati, ammesso che ci siano, ma a questo punto quanto tempo ci vuole per capire che la squadra incomincia a prendere forma sempre di più dal punto di vista tattico? Perché le squadre si organizzano adesso, perché poi i migliori pezzi poi vengono derubati anche dalla concorrenza. Beh, insomma, ancora ci sono i playoff ancora, sì. Immagino e spero, insomma, che fino alla nomina del nuovo tecnico non si avrà ben chiaro quello che potrà essere il futuro scacchiere
del Catania. Credo però, volendomi anche riallacciare a quello che è stato detto prima, Catania è sempre stata considerata una piazza particolare anche in Serie A, è riuscita a battere squadroni come l'Inter, lo abbiamo visto, è riuscita a farlo perché c'era una commissione molto particolare tra i tifosi, la squadra, la dirigenza, sono quelle famose 5 componenti, ma è una commissione che si è creata nel tempo. Credo che lo scollamento di cui si parla adesso è il principale lavoro che si debba fare per ricreare quell'ambiente, sia nel prendere consapevolezza che la maglia rossa-azzurra, come anche abbiamo visto la testimonianza nei murales, ha e rappresenta dei valori non sono dei valori semplicemente calcistici, rappresenta dei valori che sono nati nel 1993, quando davanti a un tentativo di radiazione assolutamente ingiusto e poi certificato da atti che era ingiusto, il popolo catanese, la città di Catania è scesa in corteo a protestare. Nel 2003, quando c'è stato l'azione di Carraro che ha fatto di tutto per ricacciare il Catania. Ecco, ci sono dei valori di giustizia, dei valori di opposizione a quelli che sono sempre stati i poteri forti, che hanno animato i successi più importanti del Catania, in quella promozione in Serie A di cui oggi proprio ricorre l'anniversario, l'11° anniversario. Non c'è soltanto il successo sportivo di una squadra che ha battuto le altre, c'è il riscatto di una società che quel giorno ha voluto dimostrare a tutto il calcio italiano, a quel calcio fatto di potenti che tanto il Catania ha combattuto, che quella squadra, pur ripartendo dall'eccellenza, era riuscita ad arrivare nell'Olimpo del calcio. Ecco, ora quello che si viene a creare adesso è che questa maglia rappresenta dei valori e, come si diceva prima, i tifosi catanesi resteranno inevitabilmente sempre legati a questa maglia. Chiaramente. Il problema è questa maglia rappresenta dei valori, ma in questo momento chi rappresenta questa? Cioè, chi sono i rappresentanti di questa, di questa maglia? Lasciamoci anche con questa domanda in sospeso, perché magari prossimamente qualcuno ci potrà dare anche delle risposte. Voglio passare ai saluti perché stiamo quasi per concludere questo speciale dedicato al calcio Catania. Nel frattempo vi confermo che il Crotone ha vinto 3-1 e il Palermo 2-1, pertanto il Crotone, meno male, perché insomma è una città del sud, si salva inaspettatamente. Un plauso a Nicola. Merito al Palermo che ha giocato una partita da forse, sai, professionisti puri. Esatto, tutte queste dubbi, chiacchiere che c'erano state, il Palermo gli regala la partita. No. E a volte queste cose qua, anche io sono retrocesso, dico no, aspetta, io ho una mia dignità, la metto in campo. E il Palermo sotto questo punto di vista ha dimostrato di essere giudicatemi per quello che una sono. cosa oggettiva è che ballavano Sì, ballavano 15 milioni di euro, che il Palermo facendo così, insomma... Vabbè, c'è niente da fare proprio. L'Empoli è stato attore del Sì, è vero. No, io mi riallaccio a questo, no? Perché probabilmente quando si parla della preparazione, no? Non sta andando bene in questi ultimi anni sta preparazione. Sì, perché quando si fa in casa il poi Genoa stava retrocedendo, l'Empoli in pratica falliva. Cioè, sostanzialmente forse è Torre del Grifo che non vorrei dire, però no, nel senso che probabilmente, diciamo, la preparazione a Torre del Grifo va bene, ma andrebbe integrata con qualcos'altro. Questo è un appello che noi facciamo a Pietro Lo Monaco. Sì, è vero, è vero. E anche la scuola di Cannavaro non è che stia andando tanto bene in campionato. No, è maluccio. Infatti, quindi, insomma, tra l'altro però Lo Monaco ha detto questa cosa. Lo Monaco, per quelle che sono le prime anticipazioni, ha detto che comunque anche quest'anno il ritiro si farà. Vabbè, okay, comincia dai, a Torre del Grifo. Poi magari non buttiamo tutto io sono convinto che una decina di giorni, diciamo, ad ossigenarsi quest'anno il Catania lo farà. Era in programma anche l'anno passato, poi qualcosa è andato io devo salutare intanto Filippo Solarino, che ho scrittore insieme ad Alessandro Russo di questa bella enciclopedia del calcio Catania. Sì, anche Antonio Buemi e Roberto Perfetto. Quartarome. Poi vabbè, sono anche, ripeto, membro del comitato Ghisa Kertes, dedicato a questo eroe ungherese, allenatore del Catania tra gli anni 30 e 40. Sì, che ha una storia e tra l'altro meravigliosa. è una storia che fortunatamente abbiamo ripescato noi grazie al nostro volume. È stata una cosa bellissima, infatti. Sì. Benissimo, allora aspettiamo la ristampa, speriamo presto, anche probabilmente dai risultati. Dipende molto anche da quello, è Catania. inutile nascondercelo. Grazie dunque alla presenza di Filippo Solarino. Voglio salutare anche Marco Di Mauro, responsabile di questa pagina web cliccatissima Mondo Catania. I social aiutano, anche se spesso e volentieri c'è un po' di esagerazione. O sbaglio? Bisogna sapere usare i mezzi di comunicazione. Quindi che ci sono. lancia questo messaggio allora agli amici che ci stanno ascoltando in questo momento e ci stanno vedendo. I social vanno usati, ma
con parsimonia ed intelligenza. Sì, diciamo che il Mondo Catania, la pagina di Jesus è un blog da circa 12 anni che è online. Naturalmente abbiamo anche delle appendici su Facebook, su Chiaro, Twitter, certo, eccetera. certo. E naturalmente Facebook è un po' un mare molto vasto in cui bisogna sapersi autoregolare soprattutto. No, perché poi le notizie quando arrivano in maniera esagerata si rischia poi di essere fraintesi, l'ha detto, l'ho visto, l'ho letto. Poi sta anche alla fiducia che il lettore dà La credibilità, alla firma la credibilità di chi firma un articolo. eventualmente di questa pagina nasce anche dal fatto che non si è nati ieri, pertanto credo che possa essere fonte di garanzia. Questo ce lo testimoniano i tanti contatti. E noi Benissimo, siamo benissimo. Allora possiamo già anticipare che presto rivedranno anche questa puntata sulla tua pagina Facebook. Assolutamente. Benissimo, perfetto. Angelo, che succede? Pensieroso No, sul Palermo, sul Crotone? No, Palermo non me ne frega niente. Non me ne frega proprio. niente. Zero. Va bene, sto scherzando, ci mancherebbe. Che cosa lanciamo nella parte conclusiva della nostra trasmissione? Che messaggio vogliamo lanciare? Io lancio un messaggio di positività e di speranza che questo nuovo campionato che andremo ad affrontare, sperando senza penalizzazione. Speriamo senza No, penalizzazione. non ce ne saranno. Non ce ne saranno. Non potranno essere. O ti iscrivi o non ti iscrivi, infatti. È già una conquista. È vero. Fare il terzo anno di Serie C senza penalizzazione già è una gran conquista. È vero, è vero, è vero. E poi a fine campionato ne riparleremo. Benissimo, ok, eventualmente rifaremo una puntata dedicata Sempre al con calcio piacere. Catania, sperando di parlare di successi importanti anche in Lega Pro e magari la successiva stagione vivere da protagonisti anche la potenziale Serie B. Giuseppe, pensieroso? No. No. Dubbioso? No. Amareggiato un po', ma non più di tanto. Determinato sì comunque nel credere ancora una volta che il Catania si può e si deve rialzare. Ettore, io ripartirei proprio in chiusura dal riconquistare l'ordinario e ripartirei da un altro sport. Hai detto benissimo poc'anzi, ieri sera il presidente delle Messaggerie richiamava e cantava insieme ai tifosi il celebre motivetto di Castiglia sul Catania Squarcia Rome Cori, e poi tutto il palazzetto cantava a squarciagola insieme ai tifosi proprio della curva nord accorsi per la partita, che sono risultati determinanti nel sostenere le Messaggerie nei momenti più delicati dell'incontro. E allora ripartirei dal messaggio che ci lancia la pallavolo, che si è riappropriata di Catania e Catania si sta riappropriando della pallavolo. Ripartirei dalla serata di festa, per riallacciandomi a quello che si diceva. Cominciamo il campionato intanto con 0 punti senza penalizzazioni e cominciamo a scrivere una storia ordinaria fatta di calcio, fatta di commenti tecnici, mettendo in condizioni tutti, a cominciare da te che il lavoro lo fai eccezionalmente bene, sai che non ci conosciamo da stasera e quindi non sono complimenti artatamente fatti. Grazie. Perché ci conosciamo da troppo tempo. Ripartirei dal riprenderci il quotidiano e inviterei a riconsiderare di parlare più di giocatori, cioè se ne vogliono parlare bene vuol dire che li dovremmo seguire, parlare di giocatori non pagati, bilanci, difficoltà. Invece di calcio, Catania ha voglia di emozionarsi e quindi io spero che il Catania torni ad emozionarci come hanno fatto le Messaggerie e come ha fatto in ogni caso l'Amatori, che pur non andando in Serie A merita un grandissimo applauso per la dedizione e un abbraccio da parte mia personale e di tutta la città per le emozioni che comunque riescono a dare e anche quando si perde a tenere la schiena dritta e l'orgoglio. Per caso fai l'avvocato? No. Non posso neanche interromperti. Lo farò domani, adesso no. Va bene, ok, grazie. Grazie a te, Ettore. Giuseppe Rapisarda. Voglio salutare per chiudere anche il nostro Max Licari con la sua trasmissione radiofonica Pianeta Catania. Quest'anno siete su Radio Delfino, se non sbaglio, no? Avete cambiato location e stazione Radio radio. Catania, Radio Delfino, ovviamente siamo sempre in prima linea. E continuate come al solito a raccontare le vicende
vittoria del Catania, sperando finalmente, come hanno detto giustamente anche i nostri ospiti, di parlare poco dal punto di vista amministrativo di bilanci e vari, ma più di calcio vinto anche sul campo. Ma noi vorremmo fare questo, anche perché la nostra trasmissione è sempre stata una trasmissione che ha inteso fare calcio in maniera leggera, no? Molto intrattenimento. Tra l'altro siete anche in diretta su YouTube, sì, mi pare. Sì, sul canale YouTube, quindi noi speriamo di poter ricominciare a parlare solamente di calcio. Io ho molta fiducia in Pietro Lo Monaco, quindi mi auguro che le sue competenze l'anno prossimo possano portarci dove meritiamo, almeno in Serie B. Perfetto, e questo augurio di Max Licheri chiudiamo la puntata odierna di Penalty, una trasmissione dedicata esclusivamente al calcio Catania, una trasmissione che ha cercato di raccontare in una maniera molto tranquilla, da salotto, purtroppo una stagione certamente non positiva, però siamo tutti convinti che ci si rialzerà prestissimo, così come si rialzerà il Palermo, che è retrocesso in Serie B, anche il Trapani, che in maniera secondo me molto ingiusta il prossimo anno disputerà il campionato di Lega Pro. Mi congedo da voi ricordandovi ancora una volta l'appuntamento con Penalty, quello ufficiale, tra le 18 e le 20, o meglio tra le 19 e le 21 domenica prossima, domenica 4 di giugno, quando verranno presentate ufficialmente le nomination dei Penalty Awards che ormai tutti sanno saranno di scena giorno 12 di giugno presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso alle ore 18 con ingresso gratuito, evento che poi rivedrete domenica 18 a partire dalle ore 19, sempre qui sul canale 78 di Gold 78. Chiudiamo qui, ringraziamo naturalmente lo staff tecnico guidato come al solito dal nostro regista Giuseppe Giuffrida, con la collaborazione tecnica naturalmente anche di Emanuele Cariotti e Angelo Pandolfo. Vi auguriamo la buona serata e il buon proseguo, perché la maratona sportiva calcistica su Gold 78 non finisce qui. Adesso tra poco di nuovo collegamento con Palermo per parlare anche di questa importante ed onesta vittoria della squadra palermitana. Grazie a tutti e buona serata.